Allora, buongiorno a tutti i corsisti, benvenuti. Diamo avvio alla 8ª giornata di formazione sul corso regionale sul paesaggio della Regione Veneto, organizzato da IUAV insieme alla Regione. Oggi, come accennavo precedentemente alla professoressa Calace, a cui ringrazio per la partecipazione, ricorre per coloro che che vivono e hanno vissuto le vicende veneziane un anniversario importante. 2 anni fa c'è stata la seconda grande acqua alta di sempre, che ha posto delle questioni rilevanti su come anche le città e soprattutto in particolare i contesti costieri devono cominciare ad affrontare in maniera strutturata e strutturale anche gli impatti che il clima, l'ambiente sta portando a dei contesti molto toccati dall'intensità economica, in particolare col turismo. Quindi in questa giornata, che è la seconda del terzo blocco di lavoro che prova a mettere a sistema le questioni paesaggistiche e le questioni che riguardano le pressioni del turismo in ambiti che sono fortemente connotati da elementi di acqua, quindi in questo caso le coste, gli ambiti fluviali, gli ambiti lacustri e gli ambiti di transizione come possono essere le lagune. In particolare oggi avremo una giornata abbastanza intensa che ci permetterà di toccare elementi diversi in situazioni territoriali abbastanza eterogenee. Avremo con noi nella prima parte della mattinata la professoressa Francesca Calace, che ritorna dopo la settimana scorsa avendo più spazio anche per dare seguito a quello che ha iniziato un po' a raccontarci un caso specifico dell'ambito pugliese. Oggi invece riprenderà un tema un po' più allargato, avendo anche più spazio per toccare un po' la questione di come le pressioni in ambito turistico, in rapporto all'elemento acqua, hanno grandi margini di gestione. Nella seconda parte invece avremo una serie di esempi che porteranno alcune amministrazioni pubbliche su come la gestione dell'ambito turistico può essere indirizzata verso delle tematiche di sostenibilità, di resilienza e di approccio che guarda il paesaggio come un elemento chiave e cardine, da un lato per tutelare questi ambienti che vivono soprattutto anche di un'economia turistica, ma anche di come l'elemento paesaggio deve essere protetto in un certo senso anche dagli impatti che il turismo porta su questi determinati territori. Quindi in questa mattina, adesso lascio la parola alla professoressa Francesca Calace dell'Università del Politecnico di Bari, cui si occupa appunto di questioni legate alla gestione del territorio, nell'ambito soprattutto del Dipartimento di Ingegneria, e proverà un po' a raccontarci, appunto dicevo precedentemente, sulle forme di gestione, gli impatti e le pressioni. Professoressa, a lei la parola. Bene, grazie. Torno con molto piacere a dialogare con voi su questo tema, perché è un tema che ci accomuna e devo dire, spero di essere all'altezza dei temi posti in apertura. Io diciamo, proverò a raccontarvi sempre partendo dal mio punto di osservazione, quello di una regione, della regione peninsulare che ha al maggior sviluppo costiero, e proverò a, diciamo, a delineare alcune questioni sì, che attengono le modalità di gestione della costa, attengono, diciamo, l'affastellamento, la ricchezza di strumenti che in teoria consentirebbero una gestione integrata della costa, ma anche attriti, conflittualità, diciamo, situazioni anche, diciamo, sulle quali occorre riflettere sia a partire da un punto di vista, diciamo, regionale, sia, spero, su temi che siano di interesse per tutti quanti. E quindi io avvio la mia presentazione, sperando di essere in grado, come sempre. Adesso la stiamo abilitando. Prego. Presentazione. Perfetto. Va bene? Non vedete anche
ma vedete anche queste... Adesso dovrebbero, almeno quella centrale si è spostata, quella in alto penso secondo me si sposti andando avanti con le slide, Va bene, speriamo. d'accordo, va bene. Allora, il tema che mi è stato assegnato, devo dire, è arduo perché riguarda, diciamo, la gestione, le sfide che sono di fronte a noi, con particolare riferimento alla pressione turistica della costa. Allora io proverò ad affrontare il tema guardando in maniera un po' più, diciamo, allargata, pensando al turismo come un segmento sì, importante di una pressione, diciamo, antropica più generale che riguarda gli spazi costieri. E quindi svolgerò, diciamo, il mio intervento partendo da quelli che sono, da una visione generale degli strumenti e della, diciamo, della complessità, ecco, delle questioni riguardanti, la costa, per poi affrontare attraverso il caso di studio, che come vi ho anticipato è quello della nostra regione, della Puglia, come in ambiti territoriali caratterizzati già da una pressione, diciamo, notevole, come quelli metropolitani, sui quali si aggiunge più di recente una pressione di carattere turistico dovuta alle stesse politiche di promozione che la Regione ha fatto, diciamo, la complessità e la diciamo, sovrapposizione di attori, strumenti, politiche, progetti, piani, diciamo, rende estremamente complesso l'ambiente di lavoro costiero e chiuderò con alcune riflessioni che porrò alla vostra attenzione, che spero possano essere utili anche per, diciamo, un avanzamento complessivo della riflessione. Allora, io diciamo, parto con qualche riflessione riguardante il fatto che il sistema costiero, come tutti sappiamo, è certamente diciamo, il più, diciamo, è lo spazio, uno degli spazi più complessi, oggetto dell'attività non soltanto di pianificazione, ma oggetto proprio diciamo, delle dinamiche naturali e antropiche che insistono nei nostri territori. Certo, le zone costiere, come voi sapete benissimo, meglio di me, sono gli spazi più vulnerabili ai cambiamenti climatici, gli spazi più soggetti a pressione antropica, perché storicamente sono i luoghi diciamo, maggiormente abitabili, anche in funzione diciamo, degli scambi, della possibilità che le acque danno di comunicare, di effettuare diciamo, scambi commerciali, culturali, civili, insomma ciò che attiene alla storia dell'umanità, e sono anche i luoghi di maggiore redditività economica e di benessere della popolazione. Le grandi città, diciamo, il mondo hanno una relazione stretta con lo spazio costiero, con la portualità, con questi nodi mondiali del mondo dello scambio. E peraltro l'approccio alle zone costiere, alla gestione delle zone costiere, pone notevoli questioni disciplinari, sia perché, diciamo, dal punto di vista della conoscenza, occorre integrare dimensioni naturali e antropiche in modo sapiente, perché le dinamiche ambientali sono di carattere peculiare, riguardando diciamo, l'intreccio tra le dinamiche terrestri e quelle delle acque, pone notevoli questioni interpretative per la difficile e non univoca considerazione della estensione dei caratteri di queste dinamiche che riguardano il rapporto tra terra e mare, e pone anche notevoli questioni gestionali, perché sulle coste insistono molti attori, diciamo, molti agenti della trasformazione, insistono molte competenze, insistono una pluralità di azioni antropiche connesse appunto, legate e interferenti con le dinamiche ambientali. Quindi gli spazi costieri sono spazi complessi, estremamente complessi. Dal punto di vista dell'ordinamento normativo, zone, diciamo, ne avete immagino già parlato a lungo, zone diciamo così complesse e così fragili come quelle costiere, sono disciplinate da una molteplicità di strumenti.
Qui ne ho elencati alcuni. Abbiamo anzitutto la pianificazione paesaggistica, perché come sapete i territori costieri sono tutelati dalla legislazione statale per intero, e quindi sono soggetti a una disciplina diciamo, di tutela paesaggistica e a una pianificazione paesaggistica. Sono spazi allo stesso tempo che sono disciplinati dalla pianificazione ordinaria, quella territoriale, quella comunale. Inoltre insistono sulle coste, sui demani, i piani di settori per la disciplina delle fasce demaniali, vuoi che siano i porti minori, quelli disciplinati dai comuni, e vuoi che siano le coste propriamente dette. Vi è inoltre la pianificazione dei porti gestiti dalle autorità portuali di sistema, no? Le 15 autorità portuali di sistema che sono state istituite pochi anni fa per ottimizzare, diciamo, la gestione del sistema portuale italiano. Ci sono aree protette, come vedete in basso, ci sono aree protette terrestri, costiere e aree protette marine che hanno piani di gestione. Si aggiungono inoltre norme e piani regionali per la protezione e l'utilizzo delle coste, adesso vedremo un po' nel dettaglio di che cosa si tratta. Nel caso di città metropolitane, e non a caso parlo delle città metropolitane perché faremo qualche riflessione su questo tema, c'è inoltre la pianificazione propria delle città metropolitane, quella strategica e quella territoriale. Quindi gli spazi costieri sembrerebbe che siano degli spazi super pianificati, diciamo, nei quali diversi attori a diversi livelli con competenze paesaggistiche, territoriali o settoriali, cioè, si muovono, e ciò in teoria dovrebbe produrre, diciamo, una gestione integrata della costa. In realtà vedremo come tutto ciò sia estremamente difficile a realizzarsi. Nel frattempo sappiamo che l'Italia non ha ratificato la direttiva dell'Unione Europea sulla gestione integrale delle zone costiere, ma ne ha mutuato i principi e le finalità con questa approvazione delle linee guida per i piani di gestione dello spazio marittimo, che riprendono un po' i contenuti della direttiva dell'Unione Europea sulla gestione integrata delle coste, che parla appunto di crescita sostenibile, di economia blu, sviluppo sostenibile delle zone marine, uso sostenibile delle risorse marine. Facciamo un ulteriore passaggio, parliamo di città metropolitane. Allora, in realtà tra le 14 città metropolitane italiane, comprese quindi quelle individuate nelle regioni a statuto speciale, 11 città sono costiere. Tra esse soltanto Roma non è direttamente affacciata sul mare, pur essendo prossima. Si tratta praticamente di circa 10 milioni di abitanti, quasi la metà degli abitanti metropolitani. Quindi lo spazio costiero metropolitano pare essere uno spazio specifico, cioè è uno spazio nel quale noi ritroviamo diciamo, la pressione antropica sulla costa con una particolare intensità, perché nelle aree costiere la densità di popolazione è più che doppia rispetto alla media nazionale. I suoli urbanizzati entro 10 km dalla costa già nel 2006 erano il 9,2% rispetto a una media nazionale del 6%. E inoltre nelle aree metropolitane costiere la densità di popolazione supera i 300 abitanti per chilometro quadrato rispetto ad una media nazionale decisamente inferiore, di 200 abitanti per chilometro quadrato. Quindi lo spazio costiero metropolitano è uno spazio diciamo, che ha una sua complessità, riassume in modo esemplare, in buona sostanza, le diversità che caratterizzano questi territori, con una intensità di flussi, di relazioni, diciamo, di pressioni che non è uguali, perché diciamo, i fenomeni delle fragilità costiere e i fenomeni dell'antropizzazione si ritrovano concentrati in uno spazio peculiare, e quindi lo spazio metropolitano costiero
È uno spazio esemplare, ci sembra, per la riflessione disciplinare. Fatte queste premesse, passiamo al caso di studio, la Puglia, come un caso paradigmatico. È un caso paradigmatico, mi permetto di dire, perché è un caso nel quale noi ritroviamo le fragilità e le pressioni di cui vi ho parlato in precedenza. Quindi ritroviamo intanto un'estensione, diciamo, è una varietà della produzione costiera notevole. Come dicevo prima, questa è la, diciamo, eccettuate Sicilia e Sardegna, è la regione italiana che ha lo sviluppo costiero più elevato, con 865 km di coste. Sono 68 i comuni costieri, con, come potete leggere, 1.700.000 abitanti, quasi la metà degli abitanti, perché in Puglia vivono 4 milioni di abitanti, con una distribuzione, diciamo, delle condizioni della costa articolata, perché noi abbiamo coste sabbiose, coste rocciose, scogliere alte, alti falesi sul mare, e anche una, diciamo, una certa percentuale di spazi artificializzati derivanti diciamo, dalle grandi opere della portualità pugliese. Infatti, ancora l'86% della costa è utilizzato, diciamo, classificato come spiaggia, il restante 14% come portualità di varia natura. Nella costa abbiamo attività produttive come quelle dell'acquacultura, della mitilicoltura, che avvengono soprattutto nelle lagune costiere, quindi il Golfo di Manfredonia, il Golfo di Taranto, e inoltre a nord, non so se vedete il mouse, a nord del Gargano vi sono delle grandi lagune costiere, i laghi di Lesina e di Varano, in cui diciamo, si svolge attività produttiva di acquacoltura di tipo estensivo. Dal punto di vista insediativo è evidente che, diciamo, una regione così varia, così vasta, diciamo, trovi anche una ricchezza e una diversità anche nella, diciamo, nella sua componente costiera. Come possiamo vedere, il centro della Puglia è quello maggiormente infrastrutturato, e con le città più grandi affacciate sul mare Adriatico, mentre diciamo, le due penisole, quella salentina e quella del Gargano, sono meno urbanizzate da grandi città e da grandi infrastrutture portuali. La costa ionica vede soltanto il porto di Taranto e il porto di Gallipoli, per il resto i centri abitati sono più all'interno, mentre le città costiere sono sull'Adriatico. Abbiamo le grandi aree industriali nelle zone costiere di Taranto, Brindisi, Bari e Manfredonia, che oggi sono, manca una N, oggi sono siti di interesse nazionale, nel senso che sono aree nelle quali si sono realizzati grandi impianti industriali in prossimità della costa, che sono, diciamo, oggi dei grandi problemi di inquinamento dal punto di vista appunto della situazione dei suoli. Le grandi infrastrutture, come vedete, corrono lungo la linea adriatica, strade statali e ferrovie, mentre l'autostrada diciamo, piega a un flesso in corrispondenza della città di Bari e poi si diciamo, devia verso Taranto senza neppure raggiungerla. Quindi il Salento, come già vi ho anticipato nella scorsa settimana, è una Finibus Terre con un'accessibilità, diciamo, diversa, ecco, rispetto alla grande accessibilità che è assicurata dall'area nell'area centrale della regione. Ancora qualche ragionamento sulle trasformazioni nell'uso della costa a partire dal dopoguerra. Questo è il sistema insediativo così come viene censito dal piano paesaggistico, di cui parleremo a breve. Cosa accade sulla costa?
nell'ultima metà, nella seconda metà del secolo scorso, che come sapete è quella che ha prodotto le maggiori trasformazioni. Intanto abbiamo avuto una prima stagione di politiche di sviluppo industriale, di industria pesante. Nelle aree costiere, questo è il periodo in cui nasce la siderurgia a Taranto, l'attuale Ilva, che nasce con l'industria di Stato, il Talsider, il petrolchimico, l'industria chimica e petrolchimica a Brindisi e a Manfredonia, e quindi questi sono gli insediamenti più importanti, appunto quelli che oggi sono i siti di interesse nazionale, mentre la parte centrale della Puglia, l'industrializzazione è più legata alle partecipazioni statali oppure alla piccola e media impresa. A partire dagli anni 70 sulla costa si avvia quell'impetuoso processo di urbanizzazione, di antropizzazione e di urbanizzazione di tipo suburbano, legato ad un turismo di prossimità, che è quello che diciamo, ha caratterizzato per molti decenni la Puglia fino all'esplosione turistica di cui adesso parleremo e che già vi ho, diciamo, i tratti già vi ho accennato nella lezione di venerdì scorso. E quindi questo è il periodo in cui le seconde case dominano il paesaggio costiero, con evidenti ricadute, che adesso parleremo brevemente. Si realizzano le grandi infrastrutture portuali, le grandi opere idrauliche, e poi, ecco, negli anni più recenti, una recente impetuosa crescita del turismo, un turismo che non è più un turismo di prossimità, ma un turismo di carattere, diciamo, di raggio ormai internazionale. Ovviamente a fronte di queste trasformazioni, le criticità emergenti che appartengono alla Puglia, ma credo appartengano, diciamo, a molte altre regioni costiere, riguardano certamente un problema di erosione costiera dovuta ai processi di antropizzazione, quindi la distruzione delle dune per realizzare le seconde case fa sì che, diciamo, questi sistemi naturali di protezione delle coste, venendo meno, favoriscano l'erosione costiera. Gli interventi infrastrutturali sono un altro importante fattore di diciamo, impoverimento del sistema delle difese naturali e quindi di erosione costiera. La realizzazione di moli, di porti, di bracci modificano il movimento delle correnti e quindi spostano i sedimenti, depauperando alcune zone e insabbiando altre. Altro fenomeno importante, sempre connesso all'antropizzazione, è la salinizzazione delle falde acquifere costiere. Noi abbiamo un problema importante di ingressione marina nelle acque di falda, dovuto all'eccessivo sfruttamento delle falde sotterranee. L'eccessivo sfruttamento passa ovviamente per la captazione delle acque dolci. Pare che ci siano 300.000 pozzi abusivi in Puglia, e quindi la captazione dell'acqua di falda praticamente risucchia l'acqua dal mare, e quindi abbiamo una salinizzazione dell'acqua dolce, quindi con evidenti problemi di, diciamo, di gestione dell'attività produttiva agricola, di impoverimento del paesaggio. E poi abbiamo un sistema, è un problema di inquinamento delle acque dovuto a un sistema di depurazione che è insufficiente in coincidenza con soprattutto con la stagione estiva, quando quell'insediato suburbano, quello sviluppo edilizio suburbano è diciamo, tutto occupato da una, diciamo, affluenza turistica ormai, diciamo, con grandi numeri, come abbiamo visto nella scorsa settimana parlando del caso di Ugento, e quindi c'è una inadeguatezza del sistema delle reti tecnologiche, del sistema infrastrutturale a garantire la qualità delle acque. A questo, se ne aggiungiamo anche, insomma, l'attività produttiva agricola, l'uso di fitofarmaci, eccetera, ci sono problemi di inquinamento delle acque e quindi di gestione, appunto, di questo delicato spazio tra terra e mare.
Questa è diciamo, la condizione della regione, mi pare una condizione non singolare, nel senso che appartiene a molte delle regioni costiere uno sviluppo di questo genere. Se pensiamo all'industrializzazione in Sicilia, se pensiamo allo sviluppo edilizio suburbano che praticamente mette assieme tutte le regioni costiere italiane, in realtà stiamo parlando di fenomeni che sì, qui vediamo in Puglia, diciamo, rappresentati tutti insieme, ma in realtà appartengono, diciamo, al nostro paese per intero. Dal punto di vista della pianificazione, io vi segnalo, a mio avviso, 3 strumenti che hanno una particolare incidenza sul tema della gestione delle coste. Sono 3 strumenti molto diversi, diciamo, due dei quali di carattere territoriale, un terzo è uno strumento di tipo programmatorio. Il primo certamente lo conoscete, ne ho parlato io, ne ha parlato l'ingegner Guerrieri, ed è il piano paesaggistico territoriale regionale, lo strumento di gestione, di tutela e valorizzazione del paesaggio, che è uno strumento, diciamo, non difensivo, uno strumento che si muove in modo proattivo nei confronti dei temi del paesaggio. Infatti il piano persegue la promozione di uno sviluppo socio-economico autosostenibile e durevole, quindi non ha come obiettivo semplicemente la tutela e la salvaguardia dei beni paesaggistici o del paesaggio per intero, ma anche una parte proattiva nella quale persegue la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socio-economico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, quindi anche attraverso conservazione e recupero di aspetti e caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, tutela della biodiversità, realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità. Ci ho tenuto a leggere questa frase perché ritroveremo, insomma, questi concetti così come si stanno declinando nella nostra regione attraverso una molteplicità di programmi, progetti, con risultati spesso, diciamo, inattesi. Vabbè, il piano è articolato appunto con una parte più tradizionale che è quella del sistema delle tutele, una parte descrittiva e interpretativa del paesaggio, dei paesaggi della Puglia, e la parte più importante è quella dello scenario strategico, quella nella quale si muove la parte, diciamo, progettuale, attraverso la definizione di obiettivi generali specifici, attraverso i 5 progetti territoriali del paesaggio regionale e delle linee guida regionali. Tra i 5 progetti che qui sono rappresentati nel loro montaggio, diciamo, e nella visione complessiva, e che riguardano la mobilità dolce, la rete ecologica, il patto città-campagna, la valorizzazione dei sistemi, del sistema dei beni culturali. Uno è diciamo, di particolare interesse per noi, perché è quello che riguarda proprio la valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri, che assume il sistema costiero, riconosce, diciamo, al sistema costiero pugliese una grande rilevanza patrimoniale e strategica per il futuro socio-economico della regione. Assume come obiettivi il bloccare i processi di degrado dovuti alla pressione turistica concentrata a ridosso della costa. E questo è un tratto, voglio dire, in Puglia il turismo è un turismo legato alla balneazione, cioè per la maggior parte dei casi è un turismo legato diciamo, alla balneazione e quindi all'uso intensivo della costa. E inoltre altro obiettivo è valorizzare il patrimonio ancora presente, quello urbano, naturalistico, rurale e paesaggistico, sia nel sistema costiero che nei suoi entroterra. E infatti il piano paesaggistico, quando parla di costa, non si riferisce semplicemente alla linea di costa, ma si riferisce a un pezzo di territorio, cioè assume
praticamente una dimensione profonda del territorio costiero, ecco, quei temi interpretativi, problemi interpretativi di cui parlavo in apertura, quanto è profonda la costa, è una questione che viene affrontata dal piano paesaggistico e che individua, ecco, una dimensione profonda della costa, ovviamente facendo riferimento alle aree protette di diversa natura, quelle preesistenti e quelle individuate dal piano stesso, cioè individua un territorio ricco di valori nei quali poter attivare questi processi di, diciamo, alleggerimento della pressione sulla costa, quindi decongestionamento funzionale e insediativo, insieme alla valorizzazione del patrimonio retrocostiero. Altro elemento importante di questo progetto è quello di integrare su questa fascia costiera anche gli altri progetti territoriali di paesaggio, rete ecologica, mobilità sostenibile, patto città-campagna, eccetera, riconoscendo di fatto la possibilità nel sistema costiero di diciamo, ricomprendere una progettualità che non riguarda esclusivamente appunto il litorale, ecco, ma riguarda tutta la complessità degli oggetti che sulla costa si sono depositati, quindi prevede interventi sui waterfront urbani, sulle dune umide, sull'agricoltura costiera, ma anche sulle urbanizzazioni periferiche, sui collegamenti con l'entroterra, quindi prevede una progettualità complessa. Adesso vediamo, ecco, lo spessore dei paesaggi costieri della Puglia, che sono stati appunto individuati mettendo a sistema tutti gli elementi di valore che in qualche maniera sono prossimi o possono essere agevolmente collegati con la costa propriamente detta, e nel caso particolare che adesso affrontiamo, che riguarda un po' più da vicino l'area maggiormente conurbata, che è quella della città metropolitana di Bari, ecco, i paesaggi costieri come paesaggi profondi assumono come obiettivi specifici diciamo, alcune questioni che diciamo, in questo momento sembrano degli slogan, ma che in realtà poi hanno delle ricadute dal punto di vista degli indirizzi per la pianificazione. Non perdere il ritmo, ovvero salvaguardare quell'alternanza storica tra gli spazi edificati e gli spazi edificati lungo la costa, no? Questo ritmo spazio aperto, spazio urbano, che caratterizza, come potete vedere, caratterizza non più tanto, ma nella storia ha caratterizzato diciamo, la condizione dello spazio costiero, di avere questi centri urbani compatti attorno ai loro porticcioli e poi delle grandi campagne costiere diciamo, con un paesaggio aperto che appunto costituisce il complemento dell'urbano, ecco, è ritenuto un valore da preservare. L'obiettivo, diciamo, l'azione è legata a questo obiettivo e non consentire la saldatura tra i centri urbani. Il mare come grande parco pubblico della Puglia, salvaguardare la diversità e la varietà dei paesaggi costieri storici, riqualificare ecologicamente gli insediamenti turistici costieri, soprattutto quelli realizzati negli anni dello sviluppo, che sono delle piattaforme dure, tutte minerali, e che quindi hanno una qualità ambientale ed ecologica bassissima, pur in diciamo, una condizione paesaggistica e ambientale peculiare quale quella costiera. Dare profondità alla costa creando sinergie con l'entroterra, quindi tentando di diciamo, promuovere l'uso turistico delle parti più interne, delle parti dell'entroterra, attraverso politiche di valorizzazione dei paesaggi del retrocosta, e poi decomporre la costa appunto attraverso progetti di delocalizzazione e quindi di alleggerimento proprio dei materiali costruiti sulla costa, promuovendo diciamo, la valorizzazione dell'entroterra. Quindi gli obiettivi sono obiettivi
importanti. Il piano, come voi sapete, è approvato da poco tempo, quindi è in fase di esecuzione. Vedremo qualche progetto attuativo di questi obiettivi specifici. Andiamo avanti. Un secondo strumento rilevante ai fini dei ragionamenti che noi dobbiamo fare sul sistema costiero è quello del piano regionale delle coste. In Puglia la legge regionale attuativa della direttiva europea sul tema delle coste è una legge che come dire, si ispira ai temi della gestione integrata delle coste e realizza un sistema di pianificazione su 2 livelli, quello regionale del piano regionale delle coste e poi quello comunale, che è quello dei piani comunali che gestiscono, attuano gli indirizzi del piano coste. Il piano coste, scusate, no, non so se voi vedevate una label. Allora, è il piano coste. Ok. È lo strumento che disciplina l'utilizzo delle aree del demanio e quindi abbiamo parlato finora di gestione integrata delle coste, di costa profonda, ma in realtà dal punto di vista operativo il piano coste, sia quello regionale che quello comunale, insiste ed è cogente sul demanio, che rispetto agli spazi costieri di cui abbiamo parlato finora è uno spazio davvero esiguo, anzi in alcuni tratti in virtù dei processi erosivi non esiste neanche più. Purtuttavia disciplina l'utilizzo delle aree del demanio marittimo con la finalità di garantire un corretto equilibrio tra salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale pugliese, quindi salvaguardia ambientale e paesaggistica, libera fruizione, e questo anche in coerenza con il piano paesaggistico che parla della costa del mare come grande parco pubblico, e lo sviluppo delle attività turistico-ricreative. Quindi già si identifica, vuol dire, una sorta di, diciamo, di vicinanza, come possiamo dire, tra il pensare alla costa e il pensare al turismo. La costa che in passato è stato il luogo magari inospitale, ma legato più alla dimensione della produzione, dell'attività produttiva, delle industrie di lavorazione che avevano bisogno delle acque per le lavorazioni, con la legge 17, con il piano regionale delle coste, già è chiaro che è una costa che è legata in maniera salda alla dimensione del turismo, allo sviluppo delle attività turistiche e ricreative. Ovviamente lo strumento del piano costa è uno strumento soprattutto di conoscenza. Qui vedete alcune immagini della conoscenza che è stata costruita sul piano coste, del territorio costiero, delle sue fragilità, delle dinamiche geomorfologiche, e in questo senso il piano definisce le unità fisiografiche, le subunità e poi la sensibilità e la criticità del sistema costiero rispetto a cui orientare i processi di recupero. Oltretutto il piano è anche strumento di pianificazione in relazione al trasferimento delle funzioni amministrative della gestione delle concessioni demaniali, in buona sostanza, il fatto che la legge della Regione Puglia istituisca un piano regionale è significativo dell'obiettivo di diciamo, garantire una gestione coordinata e coerente da parte della Regione, cioè medesimi criteri per gestire le concessioni demaniali basati su una conoscenza del territorio. Questo non è scontato, ad esempio la legge della Sardegna prevede direttamente,
diciamo, che l'attività di gestione delle concessioni demaniali venga fatta direttamente attraverso i piani di utilizzo dei litorali comunali, senza diciamo, un coordinamento regionale, cosa che invece appunto avviene in Puglia, e infatti il PRC fornisce linee guida, indirizzi e criteri ai quali devono conformarsi i piani comunali delle coste. L'ultimo strumento su cui volevo poggiare, diciamo, richiamare la vostra attenzione è il piano strategico del turismo. Non è un piano territoriale questo, ma è un programma di interventi, un vero e proprio piano strategico che riguarda la promozione del turismo in Puglia e che nasce nel 2016, ma non nasce dal nulla, nel senso che già da diversi anni la Puglia ha costruito una politica molto spinta nei confronti del tema del turismo, quindi ha fatto politiche di promozione, ha creato un'agenzia apposita Puglia Promozione, ha creato un brand, ha diffuso diciamo, il valore della Puglia in tutto il mondo. Nell'aeroporto di Dubai pare che ci sia un 6x3 con un paesaggio pugliese. Il piano parte da una serie di dati, documenti, ricerche e analisi di vario genere, anche commissionati a importanti istituti di ricerca. Si muove su diversi temi, quelli del prodotto, della promozione, dell'innovazione, la costruzione di infrastrutture, la qualità dell'accoglienza, l'informazione, e su questi 12 obiettivi che riguardano il confezionamento e la creazione di esperienze turistiche, la seduzione del turista, insomma ne vedete tanti, valorizzare le attrattive, quindi è stata realizzata una politica rilevante, ecco, che ha promosso la Puglia come uno diciamo, dei luoghi degli attrattori del turismo più ricchi di fascino. I risultati li abbiamo avuti con una crescita notevolissima dell'affluenza turistica, crescita notevolissima che si è diciamo, riversata su quelle coste già insediate dalle seconde case, ha occupato ecco, questo patrimonio edilizio anche in molti casi anche di bassa qualità, ma ha anche depositato tanti altri interventi sul territorio costiero con diciamo, una pressione che è diciamo, ormai è notevole. Ormai il Salento è diventato impraticabile, il turismo che è sempre ancora molto stagionale, infatti nel piano strategico sono previste anche politiche per la destagionalizzazione. È un turismo che poi si va differenziando, diventerà, diciamo, come vedremo in chiusura, un turismo che si muoverà sui settori del lusso, del wedding, però sempre con numeri diciamo, molto rilevanti e impatti altrettanto rilevanti. Allora, se questi sono i tre strumenti diciamo, di pianificazione e programmazione che in Puglia diciamo, hanno in qualche modo a che fare con la gestione della costa e con le fragilità della costa, adesso osserviamo molto velocemente una carrellata di piani e progetti di trasformazione dello spazio costiero più sottoposto a pressioni, quello più intensamente abitato nella regione, ovvero quello della città metropolitana di Bari. Città metropolitana di Bari, nella quale su 41 comuni questi 6 sono costieri. Oltre il capoluogo regionale abbiamo
diciamo, le altre città che hanno una tradizione turistica che dapprima si è basata appunto su un turismo di prossimità, le seconde case degli stessi residenti nei centri urbani o dei residenti nelle città retrocostiere, e poi via via si è aperta al turismo, incrementando le strutture ricettive, mettendo a disposizione questo patrimonio attraverso, diciamo, l'offerta delle strutture extraalberghiere. Su questo territorio, con questa struttura insediativa, così come viene descritta e definita dal piano paesaggistico, ecco, sulla costa metropolitana barese, che è un unicum dal punto di vista del rapporto appunto tra pieni e vuoti, l'alternanza di spazi aperti e insediamenti urbani costieri, che vengono descritti come un festone, ecco, di città nel piano paesaggistico, anche a partire dalla descrizione che Biagio Salvemini effettua di questo territorio. È un'area attualmente priva di aree protette, ma comunque caratterizzata da, diciamo, importanti emergenze dal punto di vista patrimoniale e paesaggistico. Anzitutto i centri storici. Qui vedete le immagini dei centri storici costieri della città metropolitana di Bari. Conoscete tutti ormai Polignano, vita turistica ambita, diciamo, ai limiti della sostenibilità, ma anche gli altri centri storici della città metropolitana sono ormai diventati degli attrattori turistici. Pensate che il centro storico di Giovinazzo quest'estate era il centro storico, il porto di Giovinazzo quest'estate era la scenografia della pubblicità del Cornetto Algida, quindi insomma c'è una diffusione, ecco, dell'immagine, ecco, della Puglia nei media, sia ad indicare, diciamo, la qualità e la peculiarità di questi centri, sia ad indicare l'efficacia di quelle politiche di brandizzazione e di promozione del turismo. Insistono anche diversi porti, i porti gestiti dall'autorità di sistema, come quello di Bari, i porti comunali, che hanno tutti gli altri centri urbani. Per la verità Bari ha 4 porti. Inoltre vi sono non soltanto, diciamo, le parti urbanizzate con i valori storico-ambientali e paesaggistici che avete visto, ma anche spazi aperti e spazi della dispersione insediativa, di un paesaggio urbano, suburbano e rurale di diversa natura, caratterizzato appunto da queste scogliere basse, con attività produttiva agricola ancora resistente, oppure investiti da altre dinamiche di trasformazione che vi racconterò alla fine della mia esposizione. Ecco, questi sono i paesaggi di quelle famosi insediamenti di seconde case, oggi riutilizzati anche o come residenza stanziale o come residenza turistica. La città metropolitana di Bari è il caso tipico di un territorio apparentemente super pianificato, perché non soltanto abbiamo la pianificazione regionale che abbiamo già visto, ma dovremmo avere il piano strategico metropolitano in fase di redazione, abbiamo dei piani regolatori generali, abbiamo un comune che si è dotato di un piano di nuova generazione, abbiamo dei piani comunali delle coste, ahimè, tutti, diciamo, o in itinere o solo adottati, abbiamo dei piani regolatori dei porti, sia dei porti comunali che appartenenti all'autorità di sistema, e poi abbiamo dei progetti di trasformazione, tanti progetti di trasformazione dello spazio costiero. Quindi in teoria ci sarebbero tutti gli elementi per poter pensare a questo come uno spazio, diciamo, adeguatamente pianificato. In realtà scopriremo che questo ne abbiamo già parlato, quindi possiamo andare avanti, i caratteri del piano regionale coste e del piano comunale coste.
In realtà scopriamo che, ad esempio, i piani regolatori sono di vecchia generazione e sono in fase di elaborazione di nuovi piani, quindi in quei piani la costa è gestita come un territorio urbano, in buona sostanza, spazio per l'espansione o spazio per le attività produttive o spazio per l'attività produttiva agricola, quindi senza una particolare attenzione al tema delle fragilità. I piani coste, pur assumendo come temi di indagine temi importanti, come quelli dell'identità urbana, degli agenti inquinanti, della contaminazione salina, quindi dei temi che rivendicano un approccio integrato, rivendicano una gestione integrata di uno spazio costiero profondo, in realtà anzitutto sono o solo adottati o in fase di elaborazione, quindi non hanno un contenuto operativo, ma quando avranno questo contenuto operativo, di fatto questo contenuto operativo potrà agire soltanto sul demanio, quindi sulla esigua fascia demaniale, e a fronte di grandi e importanti apparati conoscitivi e temi problematici messi diciamo, in evidenza, ciò che potranno fare sarà la gestione delle concessioni demaniali sulla base dei criteri stabiliti dal piano regionale delle coste, che stabilisce delle percentuali di distribuzione tra spiagge libere, spiagge e stabilimenti balneari, spiagge libere con servizi. Quindi in realtà noi abbiamo grandi investimenti in termini di conoscenza, in termini di problematizzazione della gestione della costa, ma una capacità di incidere sui processi davvero esigua. Anche perché tutti questi studi poi non si, diciamo, questi studi, questi approfondimenti, questa visione olistica adottata da questi piani, in realtà poi non si traduce nella pianificazione ordinaria, che è ancora quella concepita degli anni dello sviluppo, e quindi non ha capacità di penetrare nelle politiche. Ho sentito un suono. Sì, è arrivata la professoressa. Posso continuare? No? Prego, prego, prego. Andiamo avanti. Abbiamo detto che il piano paesaggistico ha le sue attuazioni, ha le sue sperimentazioni attuative, che sono di grande interesse perché diciamo, adottano quello sguardo profondo sulla costa e diciamo, consentono di integrare le previsioni di tutela con la parte più diciamo, rilevante dal punto di vista strategico, che è quella della previsione della costruzione di nuovi paesaggi, del recupero dei paesaggi esistenti. Uno di questi interventi attuativi è uno studio di fattibilità per la realizzazione del parco agricolo multifunzionale di valorizzazione delle torri e dei casali del Nord Barese, quindi un grande spazio agricolo intercluso diciamo, al centro diciamo, dell'ambito ad ovest del capoluogo, che ha ai suoi margini i centri urbani, costieri e retrocostieri, e che il piano paesaggistico definisce come parco, e che ha una sua dimensione costiera, ovviamente. E lo studio di fattibilità definisce questo come una grande dotazione ambientale per la città metropolitana, uno spazio agricolo comune tra le città, di connessione tra il sistema murgiano e quello costiero, ed è anche uno spazio di sviluppo sostenibile e innovativo nel campo della ruralità. E diciamo, il modo in cui affronta il tema costiero è proprio quello di tentare di dare attuazione a quegli obiettivi del piano paesaggistico, no? Riferiti al sistema costiero, cioè l'alternanza tra città e campagne, il mare come grande parco pubblico, e quindi sulla base di un approfondimento dei progetti
strategici del piano paesaggistico, rete ecologica, rete del patrimonio, propone per la fascia costiera, nello specifico che ci riguarda in questo momento, una visione progettuale nella quale il paesaggio diciamo, esistente, che è caratterizzato da grandi contraddizioni, può essere ripensato in chiave diciamo, di qualità paesaggistica, e quindi anche potendo garantire un'offerta ad un turismo più sostenibile, ad un turismo diciamo, più attento alle dimensioni della qualità del paesaggio in cui ci si muove. Uno spazio contraddittorio perché con grandi impianti produttivi contemporanei e storici in uso e in abbandono, la costa era il luogo delle attività produttive, le marmerie, i calcifici, cioè tutte le attività produttive che avevano bisogno dell'acqua per le proprie lavorazioni, erano collocate sugli spazi costieri e oggi sono in abbandono. Agricoltura, sono spazi agricoli di prossimità, ritagliati in spazi interstiziali, derivanti dal fatto che sulla costa tra insediamenti e infrastrutture abbiamo diciamo, un affastellamento di elementi dell'antropizzazione che hanno reso questi spazi costieri molto ritagliati, molto anche isolati rispetto alla campagna profonda. E quindi per ciascuno di questi spazi lo studio di fattibilità propone una visione di tutela, di valorizzazione e di promozione delle qualità paesaggistiche, caratterizzata da una serie di operazioni e interventi. Questo strumento è uno strumento che diciamo, integra il piano paesaggististico e quindi diventa una nuova linea guida per le trasformazioni del territorio, per le pianificazioni del territorio. Ecco, quelle sono le tre coste tra una città e l'altra che vengono ridefinite dal punto di vista diciamo, della valorizzazione dei singoli elementi paesaggistici, nonché dell'insieme. Non entro nel merito, diventa un po' lungo parlarne. Altra attuazione, questa volta non del piano paesaggistico, ma del piano regionale delle coste, ed è il piano coste della città di Bari, la costa più lunga, la costa comunale più lunga della regione, sono 42 km di costa, il capoluogo di regione, quindi lo spazio diciamo, più antropizzato e con le maggiori pressioni anche diciamo, sia in qualche maniera di lungo periodo, perché come vedete la costa è tutta urbanizzata, sia derivanti dal recente sviluppo del turismo che comincia anche a frequentare il capoluogo stesso, oltre agli spazi, diciamo, i centri minori e le coste per la balneazione. Quindi il carattere specifico di questa costa è di essere praticamente tutta urbana o più suburbana, mentre i pochi spazi non urbanizzati versano una condizione di abbandono e degrado del tutto simile alle altre periferie, agli altri spazi marginali della città. In questo piano coste, che vive, come vi dicevo, questa difficoltà, diciamo, ha una parte di analisi e di interpretazione dello spazio costiero molto spinta e molto diciamo, aderente dal punto di vista metodologico anche al piano paesaggistico, per poi partorire a livello diciamo, progettuale una normativa sulla gestione delle aree demaniali che è del tutto sproporzionata rispetto diciamo, alle potenzialità interpretative e progettuali che derivano dalla conoscenza. Ma questo è diciamo, un limite strutturale ecco, del come sono
pensati e normati i piani delle coste, che in altri casi più opportunamente si chiamano piani dei litorali, perché in realtà, diciamo, a questo servono. Il piano coste della città di Bari parte dal presupposto che avere una visione profonda, ecco, come dice il piano paesaggistico dello spazio costiero, significhi fare i conti con quello che ne vediamo, diciamo, quando abbiamo alle spalle la costa, quindi vediamo la terra che su questa costa si affaccia, e in particolare vediamo un insediamento sviluppato lungo tutto il sistema costiero, però dentro questo insediamento non conosciamo dei nuclei antichi, conosciamo dei nuclei primigeni, delle città, delle diverse città che si affacciano sulla costa e che quindi differenziano il sistema costiero, lo rendono, diciamo, articolato, e riconoscere queste differenze è il primo passo per evitare che la costa sia pensata come un unico nastro, diciamo, separato dal resto, da gestire come se fosse un'entità a sé stante. E infatti il piano coste di Bari distingue, ecco, questi quattro ambiti della costa, caratterizzati da condizioni insediative e ambientali molto diverse tra di loro, come potete vedere, praticamente dei piccoli centri minori ai margini, agli estremi del territorio comunale, e poi la parte centrale, la costa urbana centrale, quella, diciamo, la più monumentale nel bene e nel male, come potete vedere dalle immagini, e poi la campagna costiera di Costa Sud, che è l'unico spazio non costruito, le cui vicende proverò a raccontare più avanti se avrò il tempo. E quindi, a partire da questa diversa considerazione degli spazi costieri, viene definita una strategia che cerca di come dire, declinare quell'idea del piano paesaggistico del mare come parco pubblico, provando ad applicarla in concreto, no? E quindi definisce la costa come nuovo spazio pubblico, sia per quantità di spazio che si aggiungerà al sistema delle dotazioni, sia perché ha una natura diversa rispetto allo spazio pubblico tradizionale che noi abbiamo pianificato. E quindi uno spazio pubblico urbano, continuo, diversificato, e da qui discendono poi gli obiettivi progettuali che il piano coste assume. Quindi riconoscere e valorizzare la forma della costa, cioè le sue peculiarità ambientali e paesaggistiche, riconoscere e valorizzare gli spazi costieri, quindi le diverse forme urbane e degli spazi aperti che si affacciano, e infine garantire l'accessibilità e la fruibilità della costa. Da questo nascono degli schemi, un grande schema di assetto della fascia costiera che distinto, articolato per i quattro ambiti in cui la costa è articolata, in cui il progetto, ovviamente con un valore di indirizzo rispetto alla pianificazione che è in itinere, spinge le sue previsioni diciamo, in profondità per quanto possibile nello spazio costiero, considerando che poi c'è una forte cesura derivante dalle infrastrutture ferroviarie, e quindi il raggio d'azione è credibilmente quello dell'insediamento, e quindi prova ad articolare servizi per la fruizione della costa in uno spazio retrocostiero, prova ad individuare luoghi che possono essere sottratti ad una privatizzazione storica per diventare nuovi spazi pubblici a servizio delle comunità insediate, e prova a dare, diciamo, indirizzi per la riqualificazione anche delle parti urbane che vi si affacciano. Vado molto velocemente. C'è un altro livello di diciamo, di interventi sullo spazio costiero metropolitano, che adesso scorrerò per immagini, e che riguarda, mentre si pianifica, non si conclude la pianificazione, una molteplicità di interventi realizzati attraverso i programmi delle opere pubbliche, attraverso il ricorso
bandi per la ammissione a finanziamenti per l'uso di risorse della programmazione europea, e che hanno consentito di trasformare, mentre si pianifica, hanno consentito di trasformare lo spazio costiero, soprattutto lo spazio costiero urbano. Ecco, qui vediamo alcuni interventi nella città di Bari che si dota di spiagge urbane, interventi nelle cittadine costiere della città metropolitana. Ecco, questi sono spazi che adesso sono diventati spazi dell'offerta turistica di queste città, che ormai appunto nel brand Puglia sono ricomprese come luoghi della ricettività turistica, come Giovinazzo, Polignano, Mola, sono tutti ormai mete turistiche per un turismo che, diciamo, non stanziale, ma che utilizza questa rete di luoghi di qualità per programmare, diciamo, un turismo itinerante soprattutto. Progetti in itinere, oltre a quelli realizzati ce ne sono anche tanti altri in itinere, sempre derivanti appunto da fonti di finanziamento che consentono sia interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle falsi costiere, sia interventi di valorizzazione dei siti archeologici, dei paesaggi aperti, sia soprattutto la riqualificazione urbana, la riqualificazione dei borghi storici, dei moli, la realizzazione di spiagge urbane, e quindi tutto questo guardando, diciamo, a migliorare un'offerta turistica, di un turismo che è appunto di passaggio, è quello crocieristico, è quello del diportismo, che utilizza queste città costiere come tappe. Ecco, queste sono immagini dei progetti in itinere. Che riguardano appunto i centri queste soprattutto sono nella città capoluogo, nella città di Bari, e ci sono anche interventi che intercettano nuovamente il piano paesaggistico e sono attuativi anche di bandi che utilizzano gli obiettivi del piano paesaggistico per il finanziamento dei progetti, e che riguardano più propriamente la riqualificazione di tratti rilevanti dal punto di vista ambientale e paesaggistico, quindi la riqualificazione dei siti archeologici costieri, la riqualificazione delle foci delle lame che sono state tutte canalizzate in ambiente urbano, quindi adesso si corre ai ripari, o questo che è uno dei progetti più interessanti, che è quello della riqualificazione di un'oasi naturalistica nel territorio di Molfetta, attraverso un progetto che mette assieme un po' una rinaturalizzazione di spazi che hanno subito processi di antropizzazione, l'intervento per fornire servizi per la balneazione, però in un'ottica di massima sostenibilità. Infatti questo progetto fa sempre uso di materiali naturali, non impattanti, amovibili e quant'altro, e il progetto comincia ad acquisire una dimensione, diciamo, territoriale, un po' si avvicina, ecco, a quello studio di fattibilità che avevamo prima, con un progetto che comincia ad essere un po' più profondo, un po' meno puntuale, forse anche un po' meno patinato nel riqualificare e anche un po' omologare i paesaggi storici urbani, perché questo processo di omologazione è un po', diciamo, la cifra di questi interventi di riqualificazione urbana, in cui noi facciamo, diciamo, lastrichiamo, valorizziamo i waterfront, costruiamo queste passeggiate, magari accendiamo le palme, quindi produciamo dei paesaggi sempre più uguali, no? Tra di loro. Molto brevemente, quindi in realtà le slide sono molte, ma molto brevemente vi dico che un altro tentativo di ragionare su un progetto costiero di paesaggio profondo è quello del concorso internazionale per la riqualificazione della
Posta Sud di Bari, che era quell'unico tratto di posta non insediato e che dovrà diventare, attraverso un progetto, un concorso che è stato espletato, c'è un vincitore, diventerà un parco costiero e diventerà anche diciamo, un pezzo di città legato anche a manovre urbanistiche. Diciamo, questa parte devo dire che probabilmente è rilevante in sé come politica, diciamo, urbanistica dello spazio costiero, forse dal punto di vista del turismo ha meno rilevanza, però molto brevemente, ecco, il concorso nasce dalla previsione del documento programmatico preliminare per il nuovo piano di riqualificazione di questo tratto di costa e di realizzazione dell'unica grande area verde che spiescente la costa in un ambiente tutto antropizzato. Ovviamente il progetto è anche legato alla dimensione della costruzione del margine urbano, la riconnessione di questo quartiere che è un quartiere di edilizia pubblica alla costa e quant'altro. E quindi gli obiettivi generali sono quelli di una costa spessa, di costruire un nuovo affaccio della città sul mare, realizzare un grande parco con criteri di sostenibilità ambientale. Scorro molto velocemente per segnalare come il concorso, diciamo, si fa nel porre la domanda di trasformazione, diciamo, accompagna questa domanda con una sua interpretazione del territorio e con delle richieste specifiche di lavorare appunto sui temi delle connessioni longitudinali, trasversali, i nodi, la realizzazione del parco urbano e dei tessuti urbani. Quindi fa una domanda molto precisa e le risposte, le migliori risposte sono coerenti con questa domanda così dettagliata e propongono appunto, modelli di insediamento di questo spazio costiero o fortemente caratterizzati, come in questo progetto, da queste grandi trasversalità che dovrebbero connettere la città al mare con questi sistemi anche abbastanza articolati di, diciamo, gradienti di costruzione, o come in questo caso del progetto vincitore, diciamo, costruendo un sistema di trasversalità molto meno gerarchizzato, molto più fitto, come questi pettini insediativi che si affacciano sul mare e che si incastrano con, diciamo, la dimensione del parco costiero e dell'agricoltura costiera. E quindi questo è il progetto che adesso si sta trasformando in un piano particolareggiato per una prima attuazione di questo intervento. Mi avvio a chiudere. Questi sono i particolari, ecco, questo è, diciamo, il modello di assetto. Quindi, diciamo, questa è la condizione, quindi progetti, piani in itinere, progetti che si muovono secondo diciamo, degli indirizzi, come possiamo dire, molto convenzionali nella riqualificazione costiera, che fa diventare questi waterfront i salotti buoni delle città per un'offerta turistica ormai di tipo, diciamo, di rango nazionale, mentre ci sono alcune sperimentazioni, come quella dello studio di fattibilità, come quella del concorso di Posta Sud, che dovendo essere attuate transitando attraverso la pianificazione urbanistica, e quindi non essendo progetti puntuali, ma chiamando in causa l'urbanistica e la pianificazione per essere trasformati, ovviamente hanno difficoltà attuative, diciamo, notevoli, una complessità attuativa notevole. Su tutto, la pianificazione dedicata alla costa è proprio quella che vive la maggiore crisi, cioè il maggiore scarto tra ciò che vorrebbe essere e ciò che può essere, tra un'idea di gestione integrale della costa e una capacità di incidere soltanto sulla gestione del demanio. Alcune note finali sul turismo, perché mi sembra sia importante, io forse non sono riuscita a centrare bene i temi del turismo, però questo addendum mi sembra importante per parlare di quello che sta accadendo in questi ultimi anni sui temi del turismo. Allora, ne abbiamo parlato della Puglia come di una regione che negli ultimi anni è stata scoperta da un turismo, diciamo, internazionale,
a fronte di un territorio già consumato e già diciamo, trasformato per un'offerta turistica di tipo locale, quella, diciamo, del turismo di prossimità, delle seconde case. Oggi il turismo sta evolvendo, oltre ai grandi numeri che noi registriamo, abbiamo parlato di Ugento, abbiamo parlato di Gallipoli, CPS, che insomma, è la prima delle mete turistiche, abbiamo parlato di un Salento che è sold out per i 2 mesi estivi, purtroppo solo per i 2 mesi estivi. A me sembra importante segnalare due questioni. Ci sono dei segmenti del turismo in cui diciamo la territorialità, ecco, l'identità, diciamo, il brand Puglia, diciamo, l'offerta, ecco, del paesaggio Puglia sta subendo delle, diciamo, intanto è una chiave vincente, al punto che sta subendo delle trasformazioni, delle distorsioni anche di una certa, diciamo, di una certa rilevanza. A che cosa alludo? Alludo ad esempio a queste nuove forme del turismo in Puglia, il turismo di lusso e il turismo legato ai matrimoni, che utilizzano diciamo, il paesaggio pugliese e il brand della Puglia come un fattore vincente. Borgo Egnazia, che è stato definito l'hotel più bello del mondo e che voi vedete in questa immagine qui in alto, così accattivante, in realtà è tutto costruito ex novo, cioè questo non è un paesaggio storico, è un paesaggio inventato, costruito ex novo, utilizzando le architetture, gli stilemi, i messaggi, il paesaggio pugliese come ingrediente di successo, nonostante il patron dell'hotel più bello del mondo dica che tra i suoi punti di forza ci sono la spa e il rispetto della privacy, in realtà io mi sento di aggiungere che questa immagine così accattivante, queste immagini così accattivanti legate appunto al turismo di lusso e al turismo per i matrimoni, in realtà diciamo abbiano un peso, una rilevanza diciamo importante nel successo di questa offerta turistica. Quindi vorrei dire, diciamo, il paesaggio, il brand Puglia è diventato diciamo una merce importante nel campo dell'offerta turistica, con tutti i rischi che sono connessi a tutto ciò. Non per niente, diciamo, questa bellissima immagine di questo borgo è un'edilizia contemporanea. Seconda questione, sempre riguardante il turismo. Allora, quello che vedete qui è uno dei paesaggi più fotografati di Puglia, è nella città metropolitana, è uno di quegli spazi, no, tra città e città, e vi posso assicurare, io ci passo spesso, cioè non c'è un giorno uguale all'altro, ogni giorno questo paesaggio è diverso, vuoi per il cielo, vuoi per il mare, vuoi perché magari c'è l'erba, il terreno è stato arato, è davvero diciamo, di un fascino notevole, diciamo, è un paesaggio notevole della Puglia. Non per niente nel 1997 era uno dei paesaggi che doveva diventare un'area protetta regionale. E poi vedremo diciamo, cosa è accaduto. Questo paesaggio è un luogo del conflitto, perché cosa è accaduto? È accaduto che diciamo, in questo territorio, questa è un'altra immagine, anni fa è stato avviato un progetto di valorizzazione, letteralmente un progetto di riqualificazione e valorizzazione dell'area di Costa Ripagnolo del comune di Polignano al Mare,
in realtà è un progetto di valorizzazione turistica, nel senso che in quei piccoli edifici rurali che avete visto nelle foto precedenti si prevedeva di realizzare un insediamento turistico, cioè una struttura alberghiera. Vedete l'immagine, ecco, questo è uno degli orti costieri in buona sostanza, orti costieri storici, e vedete a destra il progetto che prevede in buona sostanza di recuperare, restaurare e rifunzionalizzare le costruzioni rurali, che sono piccole, sono molto piccole, in stato di abbandono e di prova, da destinare a cellule turistico-alberghiere, ovviamente per un turismo, diciamo, di rango elevato. Nel frattempo vediamo anche sorgere una piscina, no? Il recupero e la rinaturalizzazione con la vegetazione tipica dei luoghi, ovviamente, delle aree precedentemente coltivate e ora abbandonate, della macchia mediterranea e delle praterie perenni, la valorizzazione della fascia costiera con segnalazioni archeologiche che oggi sono in stato di degrado, la realizzazione di un parco costiero con il recupero dei luoghi e delle strutture esistenti, l'installazione dell'attrezzatura a supporto delle attività balneari costituite da strutture temporanee e mobili, e inoltre una grande area parcheggio e una, diciamo, è una trasformazione in realtà che pare, dal punto di vista diciamo, di ciò che abbiamo scoperto dopo, in realtà sia stata molto più impattante e preceduta anche da operazioni di movimentazione del suolo che hanno completamente, diciamo, riconfigurato questo paesaggio, lo abbiano trasformato, quindi in una zona ovviamente vincolata, perché oltre i 300 metri c'è anche un vincolo decretato, c'è un decreto di vincolo, e quindi questa operazione finita nella bufera era stata un'operazione per la quale Comune e Regione avevano rilasciato le autorizzazioni, ma in realtà la vicenda è diventata una vicenda estremamente complessa, nel senso che la Procura di Bari nell'ottobre 2019, quindi con autorizzazioni già rilasciate, dispone il sequestro dell'area. I magistrati vogliono accertare se l'iter autorizzativo svolto dagli organi competenti sia conforme alla legge e il procedimento è in corso. Nel giugno del 2019 Comune e Regione avviano i provvedimenti di annullamento in autotutela delle autorizzazioni, perché ci si rende conto che qualcosa non va. Abbiamo le ortofoto che ci certificano la storia dei territori ormai, e quindi pare che ci siano state delle trasformazioni che abbiano consentito di realizzare quell'insediamento. E inoltre pare che i progetti di restauro dei trulli, in realtà per consentire l'abitabilità, erano progetti, diciamo, molto più che restauri, per guadagnare le altezze utili, per poter costruire degli spazi realmente abitabili, e poi comunque i progetti di trasformazione anche dell'assetto del suolo, diciamo, la realizzazione di percorsi. Chiaramente quel paesaggio lo avrebbero modificato in maniera irreversibile. Che altro accade? Che a settembre del 2020 la Regione si ricorda che lì avrebbe dovuto istituire un'area protetta, e quindi istituisce l'area protetta di Costa Ripagnola in attuazione della legge del 1997, ma anche questa vicenda non è conclusa tuttora, perché la battaglia sembra vinta solo in apparenza, perché il disegno di legge della Giunta regionale è stato approvato dal Consiglio con emendamenti tali da poter consentire proprio quegli interventi di trasformazione che l'istituzione del parco avrebbe voluto scongiurare. E quindi la legge istitutiva del parco è stata posta all'attenzione della Corte Costituzionale perché appunto invece di tutelare, espone a maggiori rischi di interventi edilizi da parte di un comitato civico di pastori della costa, e quindi siamo in attesa di comprendere
che cosa accadrà dopo tutti questi diciamo, rivolgimenti, ecco, e cambiamenti delle posizioni degli organi e degli attori che hanno diciamo, contribuito a generare questa vicenda, che nasce diciamo, da buon proposito della valorizzazione del territorio, ma diciamo, incrociandosi questo buon proposito con la dimensione della promozione turistica, genera ecco, esiti inattesi, genera diciamo, esiti difficilmente controllabili. Io concludo, se permettete, vi ho rubato tanto tempo, vorrei soltanto diciamo, segnalare proprio a titolo di parole chiave alcune conclusioni. Quali sono queste conclusioni? Intanto certamente noi assistiamo nel corso del tempo ad un mutamento dominante dell'idea della costa. Se in passato era il luogo della produzione, poi è diventato il luogo delle seconde case, adesso comincia a diventare, pur con tutti i conflitti generati, il luogo in cui diciamo, la Puglia si mette sul mercato dell'offerta turistica, anche con diciamo, distorsioni, con diciamo, interventi che in alcuni tratti sembrano anche diciamo, delle forzature rispetto ai temi dell'identità e della dimensione contemporanea dell'identità. Certamente questo riguarda anche il tema del turismo, registriamo la complessità e la difficoltà a realizzare delle politiche integrate, cioè tutti questi strumenti che abbiamo visto teoricamente all'opera non dialogano o dialogano con difficoltà tra di loro. Quello che prevale invece è una visione omologata degli spazi costieri che è diciamo, direttamente derivante da visioni puntuali diciamo, degli interventi che non si avvalgono di strumenti di coordinamento che possano valorizzare le differenze e quindi consentire di produrre progetti di trasformazione meno omologati e che costruiscono spazi meno omologanti. La progettualità, ciò che si realizza è, diciamo, è una progettualità sottile che riguarda soltanto il waterfront, soltanto spazi diciamo, ridotti rispetto alle potenzialità che il piano paesaggistico aveva indicato di realizzare progetti che si spingano diciamo, in profondità nella valorizzazione dei territori costieri. Probabilmente tutto ciò è dovuto al fatto che tra i livelli di pianificazione operanti, che sono in pratica quello regionale, e le attività dei comuni che riguardano i singoli progetti, c'è una distanza eccessiva e quindi i progetti puntuali abbiano difficoltà a interpretare un livello di pianificazione così elevato come quello regionale, quindi serva una mediazione che consenta di contestualizzare gli obiettivi del piano paesaggistico nei contesti locali, consentendo di produrre progetti più consapevoli dei valori dei luoghi e quindi meno omologanti. Sorvolo sul fatto che una città metropolitana potrebbe, anche in virtù della rilevanza diciamo, della dimensione metropolitana nella gestione degli spazi costieri, come abbiamo visto finora, potrebbe fare la differenza, ma in realtà non mi sembra che ci sia un atteggiamento tale da consentire un approccio specifico al tema della gestione delle coste metropolitane. E poi ho altre due riflessioni chiudendo. È vero che il paesaggio e i nuovi paesaggi che si stanno costruendo sono una merce di qualità che spetta nell'offerta turistica, e in ultimo è importante comprendere diciamo, quali sono gli esiti di questi e le posizioni degli attori, dei diversi attori che si muovono nel territorio, e che esiti potranno produrre nella costruzione dei paesaggi. Ecco, nella vicenda di Costa Ripagnolo che vi ho raccontato, ci sono gli enti locali, ci sono le imprese, c'è la cittadinanza, c'è la magistratura, una combinazione complessa
complessa di posizioni. Tutto ciò non sappiamo cosa potrà produrre in quel paesaggio, se continuerà ad essere quel paesaggio, diventerà diverso, e come potrà entrare nel circuito di un turismo di nuovo, diciamo, di tipo diverso rispetto a quello che abbiamo visto finora nella nostra regione. È chiaro che queste sono parole chiave, ma in realtà sono tutti punti di domanda e tutti temi problematici su cui continueremo a interrogarci. In ultimo, vabbè, alcuni testi di riferimento che mi hanno consentito di raccontarvi questa storia. Con questo io ho concluso e mi scuso per essere stata lunga e forse poco interessante. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille, professoressa Calace. I tempi ovviamente sono sempre una questione rilevante in questo tipo di sessioni, perché purtroppo, avendo molti attori che cerchiamo di tenere intorno a un tavolo, sono sempre il tallone d'Achille di tutte queste manifestazioni. Però, visti i temi trattati, è sempre un piacere poter comprendere i problemi a 360 gradi. Credo che nella sua esposizione ha anticipato alcune questioni che verranno toccate nella seconda parte della mattinata, proprio perché, anche parlando di progetti di trasformazione, parchi costieri, l'interfaccia fra tematiche ecosistemiche, questioni turistiche, dimensioni infrastrutturali, sono tutte questioni che toccano in maniera rilevante la gestione costiera integrata, che non è solo turismo, non è solo economia, non è solo paesaggio, ma tutte queste componenti devono essere tenute insieme per poter guardare anche a un'integrazione dei temi, proprio per garantire e generare un equilibrio territoriale che permette la molteplicità di approccio che si sta cercando di ricercare e ricreare con un'adeguata pianificazione. Io adesso chiedo, giusto per onore di causa, scuso, se ci sono domande da parte dei corsisti, prima di lasciare i 15 minuti di pausa tra la prima e la seconda parte della mattinata. Intanto ringrazio la dottoressa Madau, che vedo che si è appena collegata. Tra la prima e la seconda parte anticipo per la dottoressa Madau che c'è una brevissima pausa per permettere ai corsisti di rifiatare un momento prima di entrare nella seconda parte delle presentazioni. Se non ci sono domande da parte dei corsisti, io allora lascio questi 15 minuti, ci vediamo alle 10:55 per ridare la parola ai nostri relatori che abbiamo invitato per gli interventi specifici. Ancora grazie mille, professoressa Calace. Se si può, nel suo spostamento, se si riconnette dopo, ci vedremo magari per le discussioni finali della mattinata. A fra poco. Vedendo, intanto diamo di nuovo il benvenuto all'ingegner Capitani del Comune di Cervia. Abbiamo i colleghi. Buongiorno a te, Filippo. Colleghi del Comune di Alghero, dottoressa Madau. Stiamo attendendo anche l'ingegnere della Valle del Comune di Rimini. Vedendo l'ordine del giorno, io darei a questo punto subito la parola al Comune di Alghero. Partiamo da loro proprio sull'idea che il territorio costiero, e soprattutto dove il turismo ha un impatto rilevante, soprattutto di forte matrice stagionale, però si deve diciamo, relazionare in maniera preponderante anche con le dinamiche naturali, ambientali ed ecosistemiche. Quando c'è stato poco tempo fa il G20 delle coste, un summit nazionale in cui sono invitate le aree costiere ad alto impatto turistico per trovare una strategia comune a livello nazionale di gestione appunto di questi flussi, del loro impatto sul territorio, mi interfacciai con l'assessore Montis del Comune di Alghero proprio sulla criticità del comune specifico di questa area sarda, dove le dinamiche di gestione dell'ambito naturale, soprattutto dell'impatto della posidonia e quindi di un elemento vegetale,
per il Comune di Alghero diviene una questione prioritaria sia in ottica di garantire una qualità dell'acqua, dell'ambiente, del sistema ecosistemico che anche rende questo territorio peculiare e attrattivo per tanti turisti, dove allo stesso tempo invece anche la gestione stessa dell'alga come, mettiamo molto fra virgolette, ma qui mi diranno loro il punto di vista del Comune, come un rifiuto o una prospettiva di tutela anche del litorale, richiede una gestione importante sia dal punto di vista proprio meccanico che dal punto di vista economico. Allora, elementi come questo interessano tanti casi a livello nazionale e la Costa del Veneto non è esente da questo tipo di problematiche. Quindi io lascerei subito la parola ai colleghi del Comune di Alghero, provando a chiedergli com'è la relazione, come viene gestita dal Comune un'area come questa che deve tenere insieme dinamiche ecosistemiche e pressioni turistiche. Sì, buongiorno a tutti. Mi sentite chiaramente? Sì, la sentiamo molto bene. Okay. Allora, grazie innanzitutto per la possibilità, insomma, di questo intervento. Noi insieme al mio collega, il dottor Canu, presenteremo il caso di Alghero, cioè le difficoltà a partire soprattutto dal 2018 che abbiamo riscontrato nella gestione della posidonia in esubero, e poi approfondiremo questo aspetto dell'esubero della posidonia nel nostro comune. Il mio collega farà l'intervento tecnico e io approfondirò poi le difficoltà di applicazione della normativa nazionale e regionale in materia. Quindi passo la parola al mio collega Massimo Canu. Scusate, benvenuto dottor Cano, buongiorno. Solo un indirizzo purtroppo da quello che mi tocca il ruolo di poliziotto cattivo in questo momento. Chiedo ai relatori di rimanere in questo caso in una tempistica definita che non superi la mezz'ora di presentazione per ogni caso studio. Quindi nel vostro caso avete 2 blocchi, quindi vi chiedo di rimanere cortesemente all'interno di una decina, quindicina di minuti al massimo a testa, in modo tale da permettere agli altri relatori di avere lo stesso tempo nel passaggio fra un caso e l'altro. A lei la parola, dottor Canu. Perfetto. Buongiorno a tutti. La gestione della posidonia spiaggiata ad Alghero è particolarmente difficoltosa e importante per le quantità che hanno sempre caratterizzato la nostra città. Non a caso lo stesso nome della nostra località riprende il termine improprio con il quale si indica la posidonia oceanica, che chiaramente non è un'alga, per quanto comunemente così definita, perché è una pianta superiore, una pianta che è ritornata al mare e che è una pianta superiore a tutti gli effetti, produce fiori, produce frutti. La sua presenza nei nostri paraggi è particolarmente importante, solamente in una porzione di quella che è la nostra costa, che si estende per circa 80 km, e quindi solamente nella una piccolissima parte interessa 1300 ettari, quindi andiamo a valutare e a prendere in considerazione solamente il posidonieto che insiste sulle spiagge principali del litorale di Alghero, quelle che si trovano a nord del centro urbano. Questi 1300 ettari chiaramente producono quantitativi di foglie che vengono perse dalla pianta nel periodo autunnale come per le altre piante superiori, e che chiaramente solamente per una piccola parte vanno a depositarsi sulle nostre coste, chiaramente andando a ottenere gli effetti che vediamo in alcune di queste fotografie. In particolare sulla destra si vede anche la presenza di un collega che ha in qualche maniera rappresentato un metro di paragone, di confronto rispetto alle dimensioni delle banchette che si vanno a formare. I rizomi e le foglie vanno diciamo, a stratificarsi già dai primi di novembre a fine di ottobre, alternandosi con grandi quantitativi anche di sabbia, il che rende particolarmente complicato poi la fase successiva, che chiaramente non può prevedere
smaltimento barra recupero di un materiale che contiene ancora moltissima sabbia. Gli anni chiaramente variano moltissimo, per cui ci sono annate in cui i quantitativi diventano particolarmente importanti e tranquillamente si va anche a superare i 2 metri di altezza. Tutto questo chiaramente è importante per capire che nel nostro caso, con quantitativi di questo tipo, la balneazione e la fruizione degli arenili non può certamente essere compatibile. Non si può parlare in questi casi di spiagge che appositamente vengono lasciate non ripulite, tra virgolette, dalla Posidonia, perché non è proprio talvolta neanche possibile accedere al bagnasciuga. C'è proprio una pericolosità nella fruizione, oltre ad un decoro che chiaramente viene spesso leso dalla sua presenza. Per cui il paesaggio primaverile che vediamo in alcune di queste fotografie, in particolare dalla foto in alto a destra, ci fa vedere che l'estensione degli spiaggiamenti è, oltre che alta, anche molto ampia, cioè estesa in distanza dal bagnasciuga per diverse decine di metri. Il Posidonietto è una formazione vegetale molto produttiva, va a produrre dalle 20 alle 40 tonnellate per ettaro, quindi da 200 quintali a 400 quintali per ettaro di sostanza organica nuova ogni anno, e chiaramente va a essere poi movimentata dalle maree, dalle onde, andando ad alimentare le spiagge. Se consideriamo i 1300 ettari di Posidonietto di cui abbiamo parlato all'inizio, che è solamente la piccola parte del Posidonietto che fronteggia le spiagge principali di Alghero, stiamo parlando di una quantità di sostanza organica prodotta annualmente che va da 26.000 a 52.000 tonnellate, quindi quantitativi particolarmente importanti di sostanza organica che così come per la loro capacità anche di fissare il carbonio, rappresentano un'azione importante anche dal punto di vista climatico. Parallelamente non dimentichiamo anche la capacità di produrre ossigeno, siamo intorno ai 20 litri a metro quadro e quindi al giorno, e quindi stiamo parlando comunque di quantità enormi, quindi 20 litri sono 200.000 litri, 200 metri cubi al giorno per ettaro, oltre che chiaramente di produzione di nutrienti per tutto l'ecosistema che nel mare può trovare in queste foglie che si vanno a degradare cibo, per esempio il riccio di mare. Questa è la spiaggia che si trova in prossimità del centro urbano e che ha rappresentato negli anni anche un punto di raccolta della Posidonia, quindi in parte trasportata dal mare, ma in parte anche accumulata dall'uomo come sito di deposito, perché il problema negli anni è stato poi quello di dove andare a mettere questi enormi quantitativi di Posidonia. Negli anni si sono individuati 3-4 punti di raccolta che a partire dal 2017-2018, da quando ci siamo occupati come ufficio di questo, abbiamo avuto anche il problema di come rendere compatibile la presenza di questi siti alla passeggiata che nel frattempo era stata realizzata in prossimità degli stessi siti di accumulo, e come rendere compatibile e come trovare anche una destinazione a questo materiale che poi come si vedrà nella restante parte della relazione da parte della collega, doveva essere anche compatibile dal punto di vista normativo. Quindi che fare di questa Posidonia, dove smaltirla eventualmente o dove mandarla a recupero. Per tale motivo, questo è un secondo punto, in alto a sinistra vediamo un sito di accumulo di Curuttu, su cui si è iniziato a procedere con una vagliatura a secco, ottenendo il materiale che vediamo in basso a sinistra, che è un materiale sabbioso, ancora ricco però di molte fibre particolarmente fini di Posidonia, che gli danno una colorazione non più bianchissima ma bruna. È chiaro che alla prima mareggiata la stessa azione delle onde del mare consentivano l'eliminazione, quindi la rimissione in circolo della parte organica, lasciando sull'arenile solamente la parte lapidea, quindi di colore bianco.
Questo è il terzo grande sito, quello di Punta Negra, alimentato esclusivamente da una caletta che vediamo in basso a destra, che è la caletta di Punta Negra, e che però è in grado di, come vedremo dalla tabella che segue, di produrre, di alimentare quantitativi di posidonia per anno di qualche migliaio di metri cubi. E chiaramente accumulando questi quantitativi ogni anno, senza mai andare a portarli via, perché era incerto anche il tipo di destinazione da dare a questa posidonia, questi quantitativi diventavano anno dopo anno sempre più importanti. Qui siamo in prossimità di Fattiglia, una frazione del comune di Alghero, e ci fa rendere conto, così come nelle fotografie che seguono, le dimensioni del fenomeno di spiaggiamento sui nostri litorali. Questa è la caletta di Punta Negra di cui parlavo prima, questa è la spiaggia di Maria Pia, la spiaggia delle Bombarde, la spiaggia di San Giovanni, praticamente non si vede più, nuovamente le Bombarde, e questi sono i quantitativi. Questo messi diciamo sul lavoro degli ultimi 4 anni, quelli che sono i quantitativi rimossi solamente da 3 delle spiagge di Alghero. Quindi dal 2018 al 2021 vediamo come nelle diverse spiagge i quantitativi in metri cubi sono stati asportati, e chiaramente sono quantitativi importanti, soprattutto perché la normativa prevede che questi cumuli debbano rimanere in prossimità delle spiagge, all'interno dell'arenile o nelle zone limitrofe, comunque sempre all'interno. Quindi quantitativi che, solamente vedendo l'ultimo anno, interessano circa 13.000 metri cubi. C'è da dire anche che questi sono, come dice in alto il titolo, solo dalle spiagge di libera fruizione, quindi a questi 13.000 dalle stesse spiagge dobbiamo aggiungere all'incirca altri 8-10.000 metri cubi che provengono dai concessionari e che fanno lo stesso tipo di lavoro nostro, ossia un'asportazione, chiaramente, come potete capire per le quantità in ballo, non certamente manuali, ma utilizzando mezzi meccanici gommati non cingolati che caricano la posidonia necessariamente con all'interno ancora la presenza di sabbia e il suo trasporto nei siti di accumulo. Alla fine della stagione la procedura prevede che qualora non siano avvenuti degli spiaggiamenti importanti, viene riposizionata sugli arenili di provenienza. E per quello che anche prima, quando la collega ha parlato di posidonia in esubero, si intendeva questo, cioè il nostro problema è qualora, appunto, a seguito di nuovi spiaggiamenti, come sono già avvenuti ai primi di novembre per il nostro litorale, non ci sia la possibilità di riposizionare se non pochissimi, qualche centinaio di metri cubi, gli altri 13.000 ci ritroviamo sul groppone, con la necessità di gestirli in qualche maniera, non potendoli riposizionare perché già le spiagge sono state occupate da ulteriori quantitativi. Da questo si vede anche che la media, a parte il primo anno, oscilla intorno ai 10.000 metri cubi, quindi 11, 9, 13, diciamo che anno più, anno meno, magari in certe spiagge arriva più posidonia in un'altra e un'altra di meno, dipende dalle maree e dagli eventi climatici più o meno importanti. Il sito in cui più posidonia era stata accumulata negli anni è il sito di San Giovanni, è un sito di circa 1 ettaro che si trova in prossimità del centro urbano. Nelle foto si intravede come negli anni questo sito è andato a modificarsi. La realizzazione del molo di sottoflutto, nella foto in basso a sinistra, fa vedere che quando ancora il porto era di dimensioni molto limitate, il punto che oggi è rappresentato da una vera e propria spiaggia era in mezzo al mare. Questo sito a seguito del cambiamento delle correnti interne alla rada di Alghero, è andato a diventare un punto di deposito di sabbia, ma anche di posidonia, quindi dal punto di vista naturale. E poi, siccome è in prossimità del porto, è in prossimità di un canale, per queste motivazioni è non balneabile, è stato utilizzato per anni dalle amministrazioni che si sono succedute per accumulare la posidonia. Nel 2018 in quel punto ci siamo trovati con 5.000 metri cubi di posidonia che doveva essere in qualche maniera gestita. Lo si è fatto attraverso una vagliatura a secco con un appalto che ha affidato ad una ditta che era in possesso di un vaglio rotante SM518 la possibilità di vagliare. Al momento non sapevamo ancora qual era il contenuto in sabbia. In basso a destra vediamo il sito prima dell'intervento e vediamo anche
la posidonia che a seguito della vagliatura è stata accumulata. In quel momento ancora non sapevamo che esistevano degli impianti che potevano effettuare altri tipi di lavorazione, per cui per noi il problema era che fare della posidonia vagliata, cioè del sopravaglio, cioè di ciò che non direttamente non conteneva più sabbia, o perlomeno sembrava che non ne avesse più. Salto direttamente a questo. A seguito di quell'intervento, fortunatamente proprio negli stessi mesi ha aperto in Sardegna un impianto di trattamento con un sistema soil washing, e a seguito di quelle operazioni è venuto fuori che le quantità di sabbia, come si vede dalla foto in basso a sinistra, erano veramente importanti. Stiamo parlando di tantissima sabbia che viene restituita priva di ogni qualsiasi frazione plastica o di microplastiche, di sale e di fibre anche seppur piccole di posidonia. In questa tabella vediamo un po' i numeri di materiale che da allora abbiamo iniziato a trattare. Abbiamo iniziato a lavorare a Curuto nel 2018 con una sola vagliatura a secco, continuata appunto con l'esperimento di San Giovanni nel 2019 a secco, a cui però ha fatto seguito un sistema di lavaggio con soil washing. Da allora abbiamo optato solamente e direttamente al soil washing, tant'è vero che in Punta Negra 20, Punta Negra 21 e San Giovanni 21, i lavori fatti l'estate scorsa, abbiamo ottenuto, e vediamo a destra anche i risultati in termini sia di volume che di peso, che dai siti di accumulo anche non storici, anche non di molti anni, i quantitativi di sabbia sono in peso sempre superiore al 50%. E quindi l'intervento di vagliatura, in particolare quello con lavaggio, è particolarmente importante perché ci consente la restituzione agli arenili di origine la sabbia che è stata asportata con gli annuali interventi di rimozione della posidonia. Sempre a tutela della sabbia, il nostro paesaggio negli ultimi 4-5 anni sta avendo sempre più una presenza ricorrente, che è quella degli apprestamenti anti-erosione. Quindi con delle cannette che vengono posizionate proprio in questi giorni, quindi diciamo dai fine ottobre, primi di novembre, si posiziona lungo tutto l'arenile, quindi per alcuni chilometri, una lunga barriera che mantiene gli accessi per chi vuole accedere comunque al mare e che consente la protezione sia dal vento, ma anche, come vediamo nelle foto in alto a destra, sono state messe apposta perché una mareggiata aveva nel mese di gennaio aggredito l'arenile, e se non ci fosse stata la presenza appunto di queste barriere anti-erosione che hanno comunque ridotto l'impatto del mare nei confronti della costa, probabilmente ci sarebbero anche state fuoriuscite delle stesse acque marine e quindi un'inondazione sulla vicina passeggiata. Io ho finito, lascio la parola alla collega. Allora, buongiorno a tutti. Gli interventi che ha descritto il mio collega inevitabilmente sono stati progettati e pensati ovviamente nel rispetto della normativa. La normativa di riferimento per quanto riguarda la gestione della posidonia di fatto è il testo unico ambientale nella parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti, perché il dilemma principale è la posidonia è o non è un rifiuto, e ad oggi la risposta, così come era nel 2018, è la posidonia è un rifiuto, quindi se te ne vuoi disfare, quindi se la vuoi allontanare dall'arenile per consentire la fruizione della spiaggia, diventa un rifiuto e come tale lo devi trattare. Quindi in questa prima slide io ho messo le norme, i decreti legislativi e la legge regionale della regione Sardegna. In realtà il decreto legislativo 152 del 2006 si applica, lo abbiamo applicato in 2 articoli particolari. L'articolo 179 che definisce i criteri nella gestione dei rifiuti e come sappiamo prevede lo smaltimento come ultima opzione, e l'articolo 185 relativo alle esclusioni nell'ambito di applicazione della parte relativa ai rifiuti, per vedere se effettivamente potevamo escludere la posidonia da questa gestione.
Poi ci sono altri riferimenti che sono le 2 circolari del Ministero dell'Ambiente, quella del 2006 e l'ultima del 2009, che danno una del 2019, scusate, che di fatto interpretano, come può fare solo una circolare del direttore del generale del Ministero dell'Ambiente, interpretano la parte quarta del 152, quindi in materia di rifiuti, applicando la gestione della Posidonia e offrendo delle alternative di gestione compatibili sempre con il 152, ma di fatto di difficile applicazione. Andiamo avanti. Precedentemente ho citato anche una legge regionale proprio di disposizioni sulla gestione della Posidonia spiaggiata del 2020, ma nel 2021 è stata corretta dalla Corte Costituzionale perché alcune azioni che prevedeva questa legge erano anticostituzionali perché di fatto non rispettavano i dettami della norma nazionale relativa alla gestione dei rifiuti. Ma con gli esempi concreti capiremo meglio le difficoltà che abbiamo avuto nel rispettare la normativa, evidenziando che quando non rispetti la normativa sui rifiuti molto spesso c'è il penale, ecco, non c'è solo una sanzione amministrativa ma c'è un penale, quindi il tutto l'abbiamo affrontato con enorme serietà, enorme studio, ma non nego con enorme difficoltà, perché ci siamo trovati anche a scegliere quale norma rispettare e scegliere il male minore, perché entrambe non le avremmo potute rispettare. Vediamo perché. Il direttore generale del Ministero dell'Ambiente, interpretando quindi il 152, ha definito delle modalità di gestione degli accumuli di Posidonia, secondo un ordine di importanza teso in primis a tutelare le coste contro l'erosione. Quindi la prima opzione preferibile è il mantenimento in loco delle banchette di Posidonia. La seconda opzione è lo spostamento degli accumuli in zone appartate della stessa spiaggia oppure in zone limitrofe particolarmente esposte all'erosione. Noi queste prime 2 opzioni le abbiamo dovute scartare perché Alghero è una città turistica, molti chilometri di spiagge sono proprio nel centro urbano, l'innescarsi di naturali processi di degradazione batterica danno origine a cattivi odori. Parliamo di banchetti importanti di Posidonia, cioè non di centimetri che possono essere insomma accettate, ma parliamo di siamo arrivati anche a 2 metri di Posidonia, di banchette di Posidonia, quindi in quantità importanti che non potevano consentire la fruizione turistica delle spiagge da una parte e causavano anche problemi da un punto di vista igienico-sanitario. Terza opzione è l'interramento in sito, quando ricorrono le condizioni del decreto 205/2010, che le ho messo nel virgolettato sotto. Praticamente con questo disposto è stata paragonata il problema dell'esubero della Posidonia al problema delle meduse spiaggiate, consentendo quindi l'interramento in sito delle meduse o della Posidonia qualora queste generino problemi di fruizione. Però avete visto le foto precedenti, pensare di interrare nel medesimo sito quantitativi tali di Posidonia è impensabile, cioè una cosa è interrare un numero limitato per quanto alto comunque di meduse spiaggiate, una cosa è interrare nel medesimo sito oppure in un sito vicino 2 metri di banchette di Posidonia, quindi anche questa opzione è stata scartata perché non fattibile nel nostro contesto. L'altra opzione è il trasferimento degli accumuli presso impianti di riciclaggio. Ora, questo è compatibile con la gestione dei rifiuti nel momento in cui tu te ne vuoi disfare o te ne devi disfare, come nel nostro caso, li puoi avviare in un impianto di recupero. La circolare del Ministero dell'Ambiente parla solo però non di impianti di recupero in generale, ma
indica solo gli impianti di compostaggio o di digestione anaerobica per la produzione di amendanti. Anche questa noi non l'abbiamo potuta attuare perché il decreto legislativo 75, disciplinante gli amendanti e l'utilizzo insomma in agricoltura di amendanti e fertilizzanti, limita al solo 20% della miscela iniziale il conferimento della posidonia negli impianti di compostaggio. Significa che in un impianto di compostaggio che ha già una sua miscela iniziale fatta dalla FORSU, dalla raccolta differenziata o dagli scarti verdi di potatura, io posso aggiungere solo il 20%. Ora, io non conosco la situazione impiantistica del Veneto. In Regione Sardegna, considerando che abbiamo un'alta anche per fortuna percentuale di raccolta differenziata, gli impianti di compostaggio della FORSU sono comunque a disposizione solo del rifiuto organico. Non abbiamo spazi per poter trattare anche la posidonia, ma se anche li avessimo, il 20% della miscela iniziale non risolve il problema di alghero, perché parleremo comunque di quantità veramente limitate. Quindi anche questa opzione è stata scartata perché non abbiamo impianti di riciclaggio e comunque non erano sufficienti. Penultima opzione, trasferimento in discarica degli accumuli contro il disposto del decreto legislativo relativo alla gestione delle discariche, che non consente assolutamente lo smaltimento in discarica di frazioni biodegradabili. Quindi questo è stato il caso dove ci siamo detti cosa facciamo? La mandiamo in discarica e ci prendiamo una denuncia perché non abbiamo rispettato il decreto 36, premesso che la discarica giustamente non avrebbe mai accettato il rifiuto biodegradabile. Ultima opzione, reimissione in ambiente marino, che anche questa è un'operazione di smaltimento, quindi delle categorie D dell'allegato alla parte quarta del 152, che deve essere specificatamente autorizzata dal Ministero dell'Ambiente, cioè se per tutte le altre operazioni di smaltimento o di recupero ai sensi del 152 è competente la Regione o in Sardegna la provincia, solo per lo smaltimento di rifiuti in mare è competente il Ministro dell'Ambiente previa su proposta dell'autorità marittima nella zona di competenza dove si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento. Questa l'abbiamo proprio scartata perché sarebbe stato il primo caso, penso, in Italia, e noi avevamo nel frattempo mareggiate che continuavano a portare banchette, senza contare che avevamo gli accumuli storici che di fatto erano ai sensi del 152 delle discariche e quindi eravamo penalmente perseguibili, quindi avevamo l'urgenza di disfarci di queste discariche di posidonia. Nel 2021 il legislatore, spinto dalle pressioni dei comuni costieri che hanno questo problema, ha pensato di offrire una parte di soluzione modificando l'articolo 185 del decreto 152 del 2006, escludendo nell'ambito dell'applicazione dei rifiuti la posidonia spiaggiata laddove reimessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi. Che tradotto significa nel momento in cui io sposto la posidonia ma non la allontano mai dalla spiaggia e la rimetto sulla battigia, questo lo posso fare, ma lo potevo fare anche prima, perché il 152 già da prima consente la movimentazione dei probabili, chiamiamoli così, i rifiuti all'interno dello stesso sito, purché non vadano sulla strada. Riutilizzata ai fini agronomici, senza sapere che il decreto che disciplina la materia dei fertilizzanti esclude l'utilizzo di alghe e di altre piante marine tra gli amendanti vegetali semplici non compostati, consente solo il compostaggio della posidonia come rifiuto
in proporzione non superiore al 20% della miscela iniziale. Quindi anche qui io invito i tecnici a stare attenti, perché abbiamo, questo è il caso, di due norme contrastanti fra loro, perché non posso riutilizzarla in fini agronomici. La posso rimettere nel medesimo ambiente marino se ne ho le condizioni, però l'alghero non può, perché l'alghero ha il problema non della posidonia, che grazie a Dio non è un problema, perché se ce l'abbiamo significa che il nostro mare è pulito. Ha il problema dell'esubero della posidonia, cioè di quella quantità che supera la posidonia che naturalmente noi lasciamo sulle spiagge e rimettiamo sulle spiagge a protezione delle stesse, ma non possiamo rimettere su 1 metro di banchette di posidonia altri 2 metri, perché forse faccio anche più danno in termini proprio di tutela dell'arenile. Quindi di fatto delle 6 opzioni proposte dalla circolare del Ministero dell'Ambiente, che ripeto interpreta la parte quarta del 152, e noi non potevamo adottarne neanche una per le ragioni che vi ho detto. Rimaneva l'opzione 0, che non facciamo niente, lasciamo tutto lì dov'è, i turisti andranno da un'altra parte, all'odore della posidonia degradata ci abitueremo e ovviamente l'amministrazione, ma anche noi come ufficio, non ce la siamo sentita di arrenderci, perché vi posso assicurare che un po' ci abbiamo pensato, perché tutto questo che vi stiamo riassumendo è stata fatta con esposti, controlli dei NOE, legittimi tutti, ci mancherebbe. Quindi insomma è stato un periodo un po' pesante. Alla fine però, consapevoli che la circolare del Ministero non è fonte di diritto, è una circolare che interpreta e dà indicazioni, noi abbiamo applicato il 152 favorendo il recupero anziché lo smaltimento e quindi portando la posidonia in un impianto di recupero autorizzato a trattare tramite lavaggio i rifiuti vegetali provenienti dalla pulizia delle spiagge. Applicando l'articolo 179 che ho citato prima, che detta la priorità nella gestione dei rifiuti e che favorisce il recupero rispetto allo smaltimento, ma ci siamo trovati ad affrontare un altro problema, perché nel momento in cui io porto un rifiuto in un impianto di recupero e l'impianto di recupero recupera quel rifiuto, di fatto produce delle materie prime seconde che il titolare dell'impianto può utilizzare secondo i metodi prescritti nel provvedimento di autorizzazione dell'impianto, che in genere per quanto riguarda questa tipologia di rifiuto, come per gli inerti, sono ripristini ambientali, recuperi ambientali, utilizzo per produrre calcestruzzo e cemento, così come l'impianto dove abbiamo portato la posidonia era autorizzato a recuperare la parte inerte del processo di trattamento, di lavaggio per queste attività che vi ho detto. Immaginate quando abbiamo visto quelle quantità di sabbia, pensare che finissero a produrre calcestruzzo in un campo da golf, insomma, ci siamo dati da fare affinché quella sabbia potesse ritornare dall'arenile di provenienza. E lì c'è stato l'altro problema, perché la Regione Sardegna ha paventato questa attività quale un ripascimento soggetto a screening di via, a qualsiasi comunque valutazione di incidenza ambientale, ipotizzando quindi che in caso di non rilascio di parere favorevole, legittimamente quella sabbia, non essendo più sabbia, ma essendo una materia prima seconda, potesse andare ad altre destinazioni. Ora, immaginate noi che l'estate ogni giorno sentiamo di multe salatissime per i turisti che portano via una bottiglietta di sabbia, e immaginatevi sentirsi dire che quelle tonnellate e tonnellate di sabbia bianca potevano semplicemente andare nel campo da golf o peggio nell'impianto di produzione di calcestruzzo. Quindi abbiamo insistito, un po' forzato, affinché si superassero, perché non li ritenevamo
validi quei riferimenti relativi alla via, perché non stavamo facendo un ripascimento, stavamo riportando la sabbia non in una spiaggia X, nella spiaggia da dove l'avevamo raccolta assieme alle foglie di Posidonia. Quindi ci siamo appellati al codice civile, interpretandolo secondo noi in maniera legittima, però non sono due umili funzionari del comune di Alghero che devono dare queste indicazioni. Comunque, appellandoci al demanio pubblico, che è formato anche dalla spiaggia e quindi anche dalla sabbia, abbiamo, con la collaborazione dell'impianto, evidenziato che secondo noi quella sabbia, facendo parte del demanio pubblico, non poteva essere venduta. Quindi abbiamo fatto in modo che ritornasse, incrociando le dita, che nessuno ci denunciasse per un ripascimento non autorizzato o quant'altro. Questo per dire che la gestione della Posidonia sotto un punto normativo è scarsa, perché alla fine è gestita dalla parte quarta del 152. La Posidonia viene trattata al pari di qualsiasi altro rifiuto urbano, senza prendere in considerazione quelle fattispecie che ci sono nella produzione di specifici tipi di rifiuti. Quindi appare di difficile applicazione. Quindi non c'è una razionalizzazione del quadro normativo che supera le contraddittorietà delle norme che vi ho detto. Non può il legislatore dirmi che io posso usarla come fertilizzante quando c'è una norma specifica che invece me lo vieta, perché di fatto lì si crea una situazione di fermi tutti. Io non lo uso né come fertilizzante, ma non la tocco. È inadeguato rispetto alle reali problematiche che i comuni costieri riscontrano. Non tiene adeguatamente conto delle esigenze di fruizione dei litorali, che seppur le mettiamo in secondo piano rispetto all'esigenza di tutela delle nostre coste, sono esigenze che devono essere valutate, anche individuando dei sistemi che consentano di coniugare entrambe le esigenze. L'una non esclude l'altra, si può fare anche turismo sostenibile. Non tiene conto delle peculiarità locali delle varie situazioni. Già nella stessa nostra regione abbiamo situazioni diverse. Abbiamo la situazione di Alghero, dove le spiagge sono fatte di sabbia finissima, per cui è necessario per forza un lavaggio della foglia. Ci sono altre spiagge fatte più di ciottoli, che hanno necessità di un trattamento diverso. Non è assolutamente il complesso quadro normativo coerente con i principi dell'economia circolare, perché non favorisce il trattamento del recupero, non favorisce la riduzione dei rifiuti, perché nel momento in cui mi obbliga a gestirla come rifiuto, io sto aumentando le quantità di rifiuti prodotti in Regione Sardegna. E non tiene, questo l'ho messo per ultimo, ma non è ultimo, non tiene adeguatamente conto dell'aspetto economico, che per le amministrazioni comunali che finanzia queste attività con fondi di bilancio, diciamo che è una quota importante. Questa è stata siamo nei 5 minuti in ritardo, e questa è stata l'esperienza di Alghero. Se avete domande o curiosità, rimaniamo a disposizione. Grazie. Grazie mille, dottoressa Madao e dottor Canu, per la vostra presentazione e spiegazione di una questione che voi come Comune di Alghero state gestendo in maniera anche molto precisa e puntuale, ma che penso che tante altre realtà in Italia devono, come voi, gestire in forma sempre più impellente. Colgo l'occasione proprio per, visto che ci sono state delle curiosità da parte dei corsisti che ci hanno scritto un paio di domande di tipo gestionale. La prima riguarda il fatto la domanda se la sabbia, una volta estratta dalla Posidonia, dopo la Posidonia potrebbe essere bruciata in un termovalorizzatore per produrre energia. Qua la risposta potrei anticiparla io, ma la lascio fare a voi.
La seconda riguarda appunto la sabbia di mare, appunto è una sabbia che non è come quella fluviale, ma è una sabbia che contiene essa stessa un minima traccia salina. Quindi come fa a essere utilizzata per la produzione di calcestruzzi? Ha bisogno di un altro trattamento per poter eventualmente, anche se sappiamo che non dovrebbe essere la sua destinazione prioritaria, subire un trattamento per quel tipo di lavorazione? Queste sono le 2 domande poste dai corsisti. Allora, la prima Non domanda... mi sentiamo perché l'audio è spento. Mi sentite? Prego, vi sentiamo, vi sentiamo. Sì. Allora, una volta separata dalla sabbia, poi la posidonia non la leggo più, può essere termovalorizzata. Direi di no, perché non ha un potere così elevato per produrre energia. Poi, da un punto di vista normativo, se il termovalorizzatore prende quel codice CER, sì, però non ne vale la pena. Per quanto riguarda l'utilizzo della sabbia nei calcestruzzi, sì, tenete presente che il procedimento di soil washing è un procedimento di lavaggio, quindi la salinità si perde sia nella sabbia che nella foglia che residua. Però non è quello non mi pongo il problema della produzione del calcestruzzo, perché dobbiamo fare in modo che una sabbia non vada assolutamente a produrre calcestruzzo. Al contrario, invece, la posidonia è utilissima sempre in edilizia come materiale che ha elevate capacità coibentanti, quindi viene utilizzata nei pannelli o per la produzione di pannelli compressi all'interno delle murature, per cui ha degli utilizzi molto importanti sia in agricoltura, nella coltivazione fuori suolo, chiaramente dopo il lavaggio e dopo l'eliminazione della sabbia, e sia in edilizia per quanto riguarda la coibentazione degli ambienti. Grazie mille per entrambe le risposte, credo che siano anche proprio per conoscenza culturale importanti, perché per esempio il riutilizzo dell'alga a fini di creazione di materiale secondo per fini edilizi potrebbe essere una delle grandi prospettive proprio per andare incontro a quello che diceva la dottoressa Madau, di costruire una filiera di circolarità anche all'interno di un contesto dove la risorsa è abbondante ed è annualmente prodotta, quindi anche costruire questa nuova visione di circolarità territoriale può essere uno spunto per generare economie terze oltre a quelle legate al turismo. Io concludo, cosa che adesso non è possibile, perché noi abbiamo sentito diversi imprenditori proporre delle idee tecnico fattibilissimi nell'ambito dell'economia circolare, ma tutte inattuabili per colpa della disciplina che tratta la posidonia come qualsiasi altro rifiuto. Quindi se potessi suggerire al legislatore una soluzione, cosa che nel nostro piccolo abbiamo fatto, è di creare o di togliere proprio la posidonia dalla definizione di rifiuto, oppure creare un end of waste. Quindi se io lo recupero in qualsiasi impianto, mi si devono aprire delle possibilità di utilizzo della foglia rimasta di posidonia, come diceva il mio collega, nell'edilizia o in mille altri aspetti. Penso anche alla creazione di biofiltri, cosa che adesso, non essendo un end of waste, non è possibile. E concludo. Grazie mille ad entrambi per le risposte, ci hanno dato delle prospettive interessanti su come gestire delle risorse e anche come determinate coste hanno bisogno di capire che determinati impatti non provengono solo dal turismo, ma anche il turismo deve convivere con dei impatti, mettiamo molto fra virgolette, o gestioni naturali di cicli biovegetali. Ringraziando il Comune di Alghero, passiamo ad un'altra area costiera di altra matrice regionale. Abbiamo iniziato con la Puglia, siamo passati per la Sardegna, adesso ci spostiamo in questi 2 ultimi interventi in Emilia-Romagna. Località, siamo qui nel Comune, ringrazio la presenza dell'ingegner Capitani, del comune di Cervia, piccola località all'interno, diciamo piccola, interessante località con un grande rilievo turistico all'interno del litorale romagnolo, il quale ovviamente sta lavorando da anni in questa prospettiva di
revisione, rigenerazione, riqualificazione di tutto il patrimonio comunale, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista di gestione costiera, resilienza verso i cambiamenti climatici e tutela e mantenimento di un patrimonio tipico che l'ha resa famosa, tra virgolette, all'interno del settore turistico della costa emiliana, romagnola, proprio per le sue caratteristiche paesaggistico-ambientali. Quindi lascio subito la parola all'ingegner Capitani, ringraziando anche l'ingegnere della Valle del Comune di Rimini che ci ha raggiunto e a cui diamo la parola a seguito di questo intervento. Ingegner Capitani, a lei la parola, anche lei le chiedo di stare in un 25-30 minuti massimo di presentazione. Va bene, buongiorno a tutti. Intanto, innanzitutto ringrazio anch'io per l'opportunità, per mettere in valore, anche raccontandolo un po' agli astanti, insomma, il lavoro che in questi anni è stato prodotto dalle varie amministrazioni che si sono susseguite, perché quando lavori sul territorio, lavori sulla pianificazione, chiaramente non lavora un'amministrazione sola, ma lavorano più amministrazioni, perché i tempi di ricaduta chiaramente sono molto, molto lunghi. Provo a condividere lo schermo, speriamo che tutto vada per il verso giusto. Tutto a posto, Filippo? Sì, vediamo, metà schermo pure intero. Schermo intero. Perfetto. Ok. Allora, chiaramente faccio un brevissimo excursus anche un po' storico, perché se vogliamo parlare di paesaggio, secondo me, e di come il paesaggio non è altro che frutto dell'interazione tra la natura e l'uomo, occorre anche ricordarci un pochettino di quelle che erano un po' le nostre origini. Questo perché le origini molte volte ci segnano un percorso, ci danno un tracciato che probabilmente andando a recuperare mettiamo in valore quello che è proprio l'identità di un territorio. Bellissimo excursus, questo quasi lo salto perché Filippo Magni ha già fatto un bellissimo cenno, siamo chiaramente in Regione Emilia-Romagna. Tengo solo due dati fondamentali. Il territorio è tagliato come tutte le città costiere in maniera molto, molto profonda dalla cesura prodotta da Strade 16 e quindi la parte più antropizzata del territorio, quella che si rivolge chiaramente al mare, dove la leva turistica è diventata uno degli elementi fondamentali dello sviluppo economico del territorio. E poi c'è invece la gran parte del territorio, quasi 2/3, che si trova nella parte del forese. Però questo territorio, a differenza di altri, non ha un forese normale, standard. Ha un forese che prevede la presenza di una salina. Siamo la salina più a nord d'Italia ancora in produzione, a dire il vero, da qualche anno anche Comacchio ha ricominciato a fare un po' di produzione di sale, ma adesso faccio una battuta, gliel'abbiamo insegnato noi, adesso siamo in ottimi rapporti chiaramente col Comune di Comacchio, e abbiamo avviato un rapporto di collaborazione anche per la messa in valore di questa attività che tendeva a scomparire nella parte più nord dell'Italia. L'altro elemento che volevo segnalare è l'enorme differenza che c'è tra la città invernale e la città estiva. La città invernale è una città che conta all'anagrafe circa 30.000 abitanti, la città estiva arriva a milioni di presenze, quindi vuol dire stiamo parlando di numeri molto diversi, una città che anche da gestire è piuttosto complicata perché è una gestione fisarmonica, è una città piccola, se vogliamo, che in estate diventa una città grande, quindi capite anche la difficoltà gestionale che ci può essere. È vero che si è cercato di fare delle attività per destagionalizzare quello che è l'attività turistica, ma questo non è sempre banalissimo, anche perché, come si spiegava molto bene nel primo intervento di questa mattina, della professoressa Calassi, che ringrazio, la stratificazione normativa e di rispetto dei vincoli ai quali soggiace sostanzialmente gran parte del territorio, di quale oggi parleremo abbondantemente, chiaramente rende da un certo punto di vista stimolante, dall'altro piuttosto complicato operare appunto anche in questa direzione. Giusto due numeri per capire, questa slide soprattutto l'ho fatta vedere per vedere l'effetto della pandemia, cioè passiamo dal 2019 con che andiamo a fare 800.000 arrivi sostanzialmente, guardate cosa succede nel 2020 dove solo 2 mesi abbiamo potuto lavorare, luglio-agosto, no? Questa è la flessione che si è mostrata. E sotto il mercato straniero come si muove, da dove arrivano soprattutto le presenze. Guardate questi diagrammi che si mettono in evidenza, ci fanno capire un pochettino dell'attrattività del territorio, come anche rispetto al mondo estero siamo più o meno appetibili. Però non è che siamo stati, come dicevo prima, non siamo ab origine, diciamo, nati col turismo. Il turismo è arrivato chiaramente un po' alla volta. Questa città è una città presumibilmente di origine greca e era una piccolissima realtà in mezzo alle saline.
Dopodiché varie vicissitudini, questo territorio, il territorio romagnolo, è stato nel corso dei secoli sempre, anzi spesso, non sempre, terreno di battaglie e di conquiste, perché come dice anche il nostro Presidente della Regione siamo nel mezzo dell'Italia, quindi chi vuol passare in qualche modo ci deve attraversare, è ragione per la quale quindi siamo, anche qui c'è stato questo problema di conflitto e di tra le varie fazioni che volevano aggiudicarsi la città. Comunque alla fine della fiera si è riusciti nel 1600 a dare origine a Cervia Nuova, ed è bello e importante perché è una città di fondazione, quindi le parti più esterne di questa città, le mura della città, sono rappresentate dalle case dei Salinari, che erano, diciamo, sono la stirpe di più antica origine qui a Cervia. Ancora abbiamo degli eredi dei Salinari, qualche salinaro chiaramente è ancora in vita, anzi vive e vegeta, ci racconta delle tradizioni della vita passata. E poi la parte centrale della città invece era occupata dai palazzi signorili e da tutte quelle le attività tra virgolette più nobili, no? a servizio che venivano fornite. Nel 1882 però cominciamo a diventare un po' alla volta quello che saremo sempre di più diventati, cioè nasce il primo stabilimento balneare e quindi cominciamo a fare un primo tentativo di modificazione di quello che è lo stato naturale della costa. Questo è stato incentivato chiaramente e ulteriormente aiutato dal fatto che è arrivata la linea ferroviaria. Le infrastrutture per la mobilità chiaramente fanno sì che sia più o meno accessibile un luogo. Pensate che all'epoca era ancora considerato un territorio fondamentalmente malarico, questo per dirvi un pochettino come è stata l'evoluzione. Poi vabbè, inizio del 1900 la città giardino del Palanti comincia a prendere le mosse e quindi comincia la prima trasformazione della pineta di Milano Marittima. E quindi abbiamo i primi vellini, poi c'è la prima guerra mondiale chiaramente che impone uno stop a queste tipo di attività. Dopo la prima guerra mondiale comincia ancora la trasformazione e un po' alla volta vedete quello che accade. Accade questo, accade che il litorale comincia a popolarsi, comincia a diventare, guardate anche l'immagine, le ultime due immagini in basso, no? A sinistra e a destra. Guardate il territorio, ci sono dei pini fondamentalmente, qualche edificio che esce fuori, poi sulla spiaggia ci sono ancora delle dune, e ci sono già però chiaramente le cabine, gli spogliatoi fondamentalmente per chi andava al mare. E i primi tentativi di ombrellone, se vedete nell'immagine di destra invece si evince questo tipo di situazione. Poi chiaramente anche noi avevamo il nostro trampolino per fare i tuffi e quindi ci mancherebbe altro, ogni città di mare ce l'aveva e anche noi ce l'avevamo. Un altro elemento che connota fortemente il paesaggio è quello delle colonie. Alla fine dell'Ottocento, soprattutto poi dopo, sapete benissimo, nell'epoca fascista, il tema delle colonie è un tema che comincia a prendere un'importanza sempre più alta. Questa importanza poi andrà scemando un po' alla volta fino alla fine degli anni 60, quando il benessere ormai diffuso portò ad una diversa modalità di fruire del turismo e del tempo libero che le famiglie riuscivano a in qualche modo a trovare per i mesi estivi. Sulle colonie si può dire di tutto, infatti non ne parlerò perché fior di studi, fior di tesi, hanno affrontato, fior di libri, hanno affrontato di pubblicazioni, hanno affrontato questo tema. È sicuramente uno degli elementi più importanti sui quali oggi ancora non riusciamo a lavorare anche a livello di paesaggio, proprio per la loro imponenza e per la frammentazione della proprietà stessa, e quindi diventa piuttosto difficile una riconversione di questi immobili. Ma quali sono i valori del paesaggio sui quali proviamo a ragionare? Il paesaggio, appunto, dicevo, è fatto dalla interazione tra attività antropica e la natura, e quindi non si possono non considerare valori, questa doppia negazione spesso mi piace tirarla fuori, la diminuzione del consumo di suolo, l'innalzamento della qualità urbana, l'attenzione al climate change e quindi agli hazard fondamentalmente, valorizzare le preesistenze, l'identità del luogo, e quindi in conclusione dobbiamo stare attenti, o almeno potremmo approfittare del paesaggio per aumentare la resilienza dei sistemi urbani. Quando si comincia ad approcciare un tema di strategia, io dico sempre che non possiamo che partire dal paesaggio e poiché sono un burocrate, per me partire dal paesaggio significa partire dal piano paesistico regionale, dalla sua declinazione a livello provinciale. Qui vedete infatti un estratto del PTCP della provincia di Ravenna, dove riporta il territorio di Cervia. Se guarda il territorio di Cervia è un territorio che è fortemente, se la guardo dall'occhio esterno, dico fortemente vincolato. Se lo guardo dall'occhio invece di uno che cerca di approcciare queste tematiche in chiave estremamente positiva e pieno di opportunità. Ho segnalato, anzi ho chiesto ai miei colleghi di segnalare in giallo quelli che sono
quelli che sono vissuti come vincoli che tendono ad inibire qualsiasi attività umana, che invece possono diventare chiave di volta per lo sviluppo futuro. Sulla costa abbiamo la zona di pianificazione della costa e dell'arenile, l'articolo 13 del PTPR, dove sostanzialmente è la parte dedicata all'attività balneare, per intenderci. Poi abbiamo la parte antropizzata invece alle spalle, quella della struttura turistica alberghiera, fondamentalmente con qualche presenza sì di edificio residenziale e di altra natura, ma la parte del leone a livello di volumetria, di persistenza, la fa la struttura alberghiera, chiaramente. Poi abbiamo le zone di particolare interesse paesaggistico ambientale e la zona di tutela naturalistica e di conservazione. Sono quei due verdi, quello più leggero e quello più importante, insomma, più pesante. Inoltre ho fatto segnalare anche l'articolo 16 del PTPR, cioè quello delle colonie marine e le aree di loro pertinenza, per le motivazioni che prima vi dicevo. Quindi ci rendiamo conto di come sia importante su questo territorio il paesaggio. Allora la pianificazione non poteva che partire da lì per fare dei ragionamenti, e questo è un po' un asse dei tempo per raccontarci un pochettino le amministrazioni che sono susseguite cosa hanno fatto. È stato fatto un lavoro sinergico tra la pianificazione territoriale e quella che a me piace chiamare la pianificazione climatica del territorio, no? In qualche modo, quindi mettere insieme sia il SECAP che gli strumenti che sono susseguiti, perché il PSC RUE che vedete nel 2017 è la strumentazione urbanistica redatta ai sensi della normativa previgente del 2017, quando poi è uscita invece la nuova norma regionale, l'inciso mi piace moltissimo, che ha dato poi origine a quello che è il 2018 il piano urbanistico generale. Quindi vedete che di Riffo di Raffa, come si dice a queste parti, abbiamo cercato di essere estremamente veloci nel riuscire ad approvare un PAESC, quindi aggiungere la C di fianco alla parola PAESC, quindi aggiungere la parte dell'allattamento fondamentalmente, e anche nell'avere un piano urbanistico generale. Poi è arrivato un progetto strategico per noi molto importante, ADAPT, che è un Interreg Italia-Croazia che ci ha consentito di fare approfondimenti conoscitivi e stimolare anche un'attuazione del piano strategico, quindi del piano urbanistico generale, con una particolare attenzione rispetto ai temi dei cambiamenti climatici, alla resilienza del territorio e all'antifragilità stessa del territorio. Tutti questi concetti erano già presenti nel piano, chiaramente altrimenti non poteva un progetto europeo portarci dei contenuti strategici dentro un piano già esistente, perché già stavano dentro i semi di questa pianta, insomma, che poteva nascere. Abbiamo fatto un primo monitoraggio del PAESC, un secondo monitoraggio del PAESC, chiedo scusa, e poi siamo mai prossimi all'adozione del piano urbano mobilità sostenibile. Anche qui non siamo tenuti a fare in questo caso questo piano, lo facciamo perché secondo noi va a completare un pochettino quello che è l'esplosione dei contenuti del piano urbanistico generale, no? Il SECAP e il PUMS in qualche modo questo fanno. La visione della città è quella di una città resiliente, quindi ormai tutti i piani nuovi che nascono dicono che hanno come visione una città resiliente, perché non può che essere così, chiamiamolo come vogliamo, questo deve essere. E quindi abbiamo 4 scenari, perché abbiamo una realtà, una realtà tra 3 dimensioni, diciamo quasi un iperspazio, un qualcosa di particolare. 4 dimensioni, abbiamo una città identitaria, sicuro ospitale, verde e accessibile. I cardini sono la conferma della vocazione della qualità urbana, contenere il consumo del suolo, stimolare la rigenerazione urbana, il recupero esistente e soprattutto trattare diffusamente il tema del verde, città giardino, la riconnessione e l'integrazione della rete ecologica e il potenziamento di dotazioni ecologiche pubbliche e private. Tutte queste cose chiaramente stanno benissimo col concetto di mobilità sostenibile, questo è fuori dubbio. E allora ho voluto riprendere la definizione di paesaggio che viene dato dal Codice dei beni culturali del paesaggio, perché secondo me è sempre illuminante. E come il paesaggio così richiamato, abbiamo riportato queste 3 immagini corsa a sinistra, in qualche modo si capisce subito, diventano per noi un livello di marketing territoriale, quasi marketing territoriale molto importante. Quindi queste abbiamo le saline, la pineta e il mare. Il mare che chiaramente nel tratto dove possiede questo potente cordone, in qualche modo fascia boscata, assumere un valore completamente diverso anche la parte di arenili in senso stretto, e di come questi elementi insieme in qualche modo vanno a lavorare ed a irrobustire, a migliorare quelli che sono e implementare i servizi ecosistemici. Quindi l'importanza del valore pubblico dei servizi ecosistemici che hanno un valore ecologico, un valore economico, un valore socioculturale. La strategia del piano, che costituisce l'asse portante da cui si riparte il resto, perché questo nuovo piano urbanistico generale, per espressa volontà della Regione, è un piano che è
per lo più strategico. Ha una parte conformativa che per forza deve avere, altrimenti le trasformazioni devono basarsi su qualche normativa, altrimenti non possono avvenire, ma il core, la parte più importante, chiaramente è fatta dalla strategia. E a livello del paesaggio, gli elementi diciamo, più importanti a livello di servizio ecosistemico li fanno, la parte a leone la fanno quelli di regolazione e culturale, se ci guardate, almeno nella strategia del nostro piano. Perché ad esempio sulla regolazione abbiamo la qualità dell'aria, abbiamo il clima, il risorse idriche, l'erosione, tutte tematiche già affrontate in qualche modo stamattina o quasi affrontate, e la mitigazione degli eventi estremi, le abbiamo toccate in questa mattina, è un tema rilevante chiaramente. E invece dall'altra parte, quello culturale, abbiamo la salute fisica e mentale, quindi il famoso well-being fondamentalmente, ricreazione diciamo l'ecoturismo, i valori estetici e i valori spirituali e religiosi, in questo caso un po' meno, però sicuramente 3/4 stanno dentro questo tipo di concetto. Questa è una rappresentazione matriciale della strategia del piano, che in qualche modo vi risparmio, ma ho fatto solo per far vedere come quello che raccontavo prima si traducono poi in obiettivi generali, obiettivi specifici e azioni. Cioè, e le azioni fanno esplicito riferimento ai servizi ecosistemici, in qualche modo, a quelli perlomeno di quali oggi ci interessa parlare quando parliamo di paesaggio. Quindi scorro abbastanza velocemente perché poi vorrei portarvi invece, come vedete, è piena la strategia di questi riferimenti ai servizi ecosistemici. Questo è l'elemento che mi interessava in qualche modo portare in evidenza. Questa è una delle due tavole madri del piano, invece, sui quali voglio riflettere con voi, soprattutto rispetto al tema del paesaggio e del turismo. Questa è la tavola del progetto reti ecologiche. Guardate, come mi capita spesso di dire, non è che l'abbondanza di verde sia una scelta cromatica in fase di stesura delle tavole, di redazione del piano, ma è semplicemente la traduzione cartografica di una realtà esistente. L'importanza della salina, quindi questo è un gangolo fondamentale a livello di infrastruttura blu, a livello di servizio ecosistemico, a livello di rete ecologica. La corona di verde agricolo fondamentalmente, che è più prossimo in qualche modo alla città costruita, e poi abbiamo queste enorme parti di cui vi parlerò, che sono più di 430 ettari, che è il vero sviluppo futuro a livello turistico e paesaggistico di paesaggio, quindi di Milano Marittima e di Cervi in generale, perché poi quando parli di una parte città, alla fine parli della città sostanzialmente. L'altra cosa del rilievo che mi piaceva mettere in evidenza, guardate quanto verde c'è in mezzo alla città costruita, la parte antropizzata. Questo è, diciamo, il bene e il male per chi come me si trova a gestire tutte e due le metà della Luna. Io ho gestito sia la parte di pianificazione, ma anche la parte di lavori pubblici di manutenzione. Quindi da un punto di vista strategico di pianificazione, i miei occhi si riempiono di gioia nel vedere un territorio di questo tipo, dove le infrastrutture, le reti ecologiche secondarie, rappresentate in qualche modo dai viali alberati, sono così presenti, così densi sul territorio. Dall'altra parte, chiaramente in chiave di manutenzione, siamo sempre dietro a fare manutenzione, questo presuppone dei budget molto importanti nella gestione della manutenzione, ma come ho già detto qualche altra volta, se una città che è così bella ha paura di mantenere il proprio territorio, probabilmente c'è qualcosa che non funziona. Quindi siamo ben coscienti e ben contenti di lavorare in questa duplice veste. La strategia di sviluppo della città, questa seconda tavola madre, la riassumo solo leggendo la barra verticale delle tematiche, perché altrimenti qui si parla per delle ore. Quindi le strategie fondamentali di sviluppo della città stanno nell'adozione, per quanto riguarda nello specifico il paesaggio del mare d'inverno, cioè della possibilità di distagionalizzare l'attività turistica, un progetto di protezione contro quello che qui veniva chiamata già nel 2018, visto che anche altri l'hanno fatto, l'aggressione marina, perché se vogliamo essere raffinati sarebbe l'ingressione marina, ma qui la viviamo proprio come una forma di aggressione, no? Dove si viene a minare in qualche modo uno degli elementi fondamentali di quello che è la produttività del territorio. La rinaturalizzazione della pineta, lo sviluppo del turismo sostenibile, le aree per il turismo all'aria aperta, attività sportive all'aria aperta, rivitalizzare il lungomare, il parco urbano trasversale, che è questo qua in basso che si vede poco, di Pianura Tagliata, che sono la parte più a sud del territorio. I progetti di riqualificazione urbana, che sono una serie di attuazioni particolari che ci consentono di acquisire città pubblica di valore per aumentare sempre la qualità del paesaggio e dei servizi offerti alla cittadinanza. La riconnessione città saline, il progetto di riconversione di un centro wellness, che è una situazione nuova di realizzazione ma poco utilizzata e quindi da rivalutare in quella chiave.
La valorizzazione delle saline in chiave turistica, perché le saline, come vedrò dopo, sono piene di caselli e quindi possono, seppur siamo al quadro dello Stato, con 1000 precauzioni, avere un sviluppo di nuovo turismo che Cervi in questo momento non ha, che è un turismo diffuso di alta qualità, chiaramente, e di gente anche, di turisti che hanno una cultura molto profonda rispetto all'ambiente, perché per andare lì a passare qualche notte nelle strutture che si possono rimettere in uso dentro alle saline, chiaramente occorre avere un'attenzione particolare e vivere il turismo e le proprie giornate in una maniera diversa rispetto al turismo tradizionale e di massa, questo è fuori dubbio. E poi ci sono i pontili a mare, che sono sempre una suggestione, secondo me, di come l'uomo in qualche modo vuole entrare a far parte di un mondo che vive vicino, ma sente anche in qualche modo un po' lontano. La strategia del piano urbanistico regionale si interseca con quello del SECAT, chiaramente, e allora perché paesaggio e parlare degli hazard dovuti al clima? Perché sì, perché lavorare sul paesaggio significa lavorare anche sulle zone di calore urbano, significa lavorare sull'innalzamento dell'immersione marina, significa lavorare sull'intrusione salina. L'ultimo potrebbe sembrare un po' strano, ma invece non è strano per nulla, secondo noi, perché chiaramente ciò che si può mettere a dimora è figlia delle percentuali di salinizzazione delle acque, altrimenti rischiamo di mettere a dimora un qualcosa, se parliamo di verde chiaramente, di specie arboree, che poi è un investimento che va perduto e quindi che sicuramente non fa paesaggio, non migliora il paesaggio, non cambia il paesaggio, non lo migliora. Per fare questo occorre fare delle analisi che di seguito vedete in maniera molto stringata e quindi che portano a modelli interpretativi dell'interazione tra l'impatto e la vulnerabilità ambientale e l'elevazione del sul territorio. Questo è un lavoro, parte di un lavoro che ha fatto UAV, che era in collaborazione con me su questo progetto, sull'isola di calore, inversione marina e Cuneo Salino, e a fianco di questo lavoro è stato stato poi ricavato delle analisi e mappe di vulnerabilità per ondate di calore, analisi di vulnerabilità innalzamento del livello del medio mare e di salita del Cuneo Salino. Occorre, in conclusione, attivare modelli di governance che siano meno frammentati, più coordinati con i piani vigenti, con i dispositivi di monitoraggio, e valutare dei processi di costruzione e adattamento dello spazio fisico. Queste sostanzialmente sono le due conclusioni a cui siamo arrivati e che abbiamo cercato di mettere in fila, come poi farò vedere. A fianco a questo lavoro è stato fatto un lavoro anche proprio sul posto, camminando per la città, installando delle centraline. Questo per, guardate, la distribuzione spaziale di queste centraline riguarda sia la parte costruita, quindi antropizzata, sia la parte verde. Questo per proprio mettere in evidenza come il clima risente in qualche modo del luogo dove siamo, ma risente nella sostanza anche di quello che è il paesaggio come rileva da questo punto di vista. Guardate, questa qui ve l'ho fatta vedere solo qualche secondo perché dove c'è la salina, quindi un elemento di valore paesaggistico straordinario, abbiamo anche condizioni di isole di calore meno incidenti, meno importanti, che è la cosa che capita anche in prossimità del mare, in prossimità del verde. Questo per farci capire, guardate come i colori che sfumano dal rosso verso il giallo, verso il verde, verso il blu, si trovino, guarda caso, paradossalmente laddove c'è un'antropizzazione molto forte, ma dove abbiamo una presenza del mare, elemento naturale così importante da consentirci una situazione di benessere più importante. Benessere perché? Benessere perché chi ci viene a trovare e per chi abita qua. E quindi le indagini fatte anche sul posto, camminando proprio su percorsi fatti in questo modo, cioè perpendicolari dalle saline fino al mare in qualche modo, pineta canalino, oppure anche intorno ad una parte estremamente antropizzata che poi farà vedere, oppure anche longitudinale rispetto alla costa, per capire un pochettino cosa capitava camminando lungo la città. Quello che è capitato è questo, i numeri sono questi qua, la temperatura dell'aria 32,4, temperatura del suolo quasi 50, temperatura percepita quasi 40 gradi, quindi l'importanza chiaramente di questa indagine e come questi colori cambiano nel camminare, perché in funzione del fatto che ci fosse o meno una presenza di verde vicino, una presenza di verde sopra le teste di chi camminava oppure un'assenza di verde. Infatti qua, dove c'è questo focus, proprio vedete l'assenza dei pini ha prodotto in cartografia, se ci guardate, un innalzamento dei valori di temperatura. Questa qua è molto chiara, passiamo da colori verso l'azzurrino, il verdino e il blu, finiamo con il rosso e l'arancione, cioè l'assenza di questi due pini ha prodotto questo esito fondamentalmente. L'ingressione marina, l'altro tema fondamentale che fa il paesaggio, qui siamo davanti alla Colonia Vallese, bene vincolato di proprietà regionale,
area SIC, ZPS e ZSC da qualche mese a sta parte, quindi è un'area iperprotetta. Qui davanti c'è un corridore danoso, abbiamo fatto un progetto per andare a migliorarla, implementarlo con parte di quelle tecnologie che vedevo rappresentate anche prima, nel caso di Somalghero. E poi il Cuno Salino, come dicevo, guardate l'andamento del Cuno Salino, è una cosa che dà preoccupazione, però abbiamo fatto queste verifiche proprio in questa zona qua, che è la parte più nord del territorio, perché ci interessava in maniera specifica. Poi vi spiego perché. Questa è quella zona che dicevo prima, quel percorso fatto inquadrato, quest'area fortemente antropizzata. Questa è un'area, pensate, sembra costruita chissà quanti decenni fa, è un'area costruita a inizio del 2000, quindi non è passato tantissimo tempo. Però guardate la sensibilità come era diversa all'epoca. Bastano 15 anni, la sensibilità è cambiata in maniera molto molto forte, no? Per fortuna, dico io. Da questa situazione vogliamo passare a questa situazione. C'è un progetto che già è a livello definitivo, quindi coperto finanziariamente dall'amministrazione, e approderemo a questo tipo di situazione entro poco tempo, nel senso che alla fine di quest'altro anno, noi speriamo, sì, alla fine di quest'altro anno riusciremo ad avere una situazione di questo tipo, che quindi ci porta ad una differenza molto forte rispetto sia di microclima urbano, ma anche di paesaggio proprio, no? Perché questo si inserisce e va a modificare quello che è l'assetto dello spazio pubblico. Questo è il lungomare, scusate, il Porto Canale di Cervia. Questo è come era prima degli interventi di riqualificazione, quindi un porto canale molto tradizionale che si attiva ancora di una fisionomia, di sensibilità degli anni 70, 80 e 90, dove si è intervenuti in questo modo. Queste sono le prime suggestioni. Allora, 3 cose mi piace mettere in evidenza. 1, la protezione rispetto all'innalzamento del medio mare, e quindi il sea level rise come diventa importante. La sottrazione dello spazio pubblico alle auto, rimane solo 4 metri di strada sostanzialmente di passaggio alle auto, la ciclabile, un percorso marciapiede, questa parte qua che potrebbe essere dedicata non su tutta l'asta del Porto Canale, ma in parte, in accordo già con la soprintendenza, a DEO per l'attività di servizio pubblico, ma come le auto vengono più confinate, quindi ci sono diverse tematiche qui in questa rappresentazione. L'attenzione per la mobilità sostenibile, l'attenzione al cambiamento climatico, e una riqualificazione dell'immagine del paesaggio, no? Quindi come queste 2 cose alla fine, queste cose si legano sempre insieme, non dobbiamo mai pensarle come elementi distinti a sé stanti. Questo invece, qui per me lo schizzo, questo è quello che è venuto fuori fondamentalmente, quindi trovate una situazione molto molto diversa rispetto a questa. E quindi abbiamo questa situazione, quest'altra situazione, guardate la parte carabile, questa qua gommata nel mezzo, vedete che si è molto ridotta rispetto a questa, la strada di prima era questa, dove c'è la mia adesso arriva fino a qua. Anzi, ancora più in qua arrivava, quindi per dirvi come sostanzialmente si è sottratto lo spazio alle auto. Qui gli amanti delle auto mi odieranno in questo momento, ma io sono fortemente convinto che invece le auto vadano allontanate dai luoghi di pregio se vogliamo aumentare il pregio di questi luoghi, quindi per quello che posso, negli ambiti che mi sono consentiti, cerco sempre di spingere verso queste soluzioni qua. Borgo Marina come era prima sempre, no? Era così, guardate come era prima e come adesso. Capite bene la differenza, insomma, di impostazione. Questo invece è il centro di Milano Marittima, come era il centro di Milano Marittima. Guardate la parte permeabile, la parte verde come era ridotta, cioè i tipini erano praticamente ammorsati nella parte permeabile. Qui un depaving molto forte è stato realizzato, che ha portato, qui vedete questo di primi rendering fondamentalmente che venivano fatti, e poi invece quello che vediamo qua la differenza. Prima c'era una aiuola stretta con 2 cordolature che tenevano stretto il pino, adesso invece il pino sta in una aiuola molto più grande, e quindi abbiamo fatto dei giardini delle piogge che vanno in qualche modo a scaricare le fognature bianche dal carico del pluviale. Lungomare di Milano Marittima, questo era come era prima, una landa desolata, fondamentalmente parcheggio selvaggio. Questo è quello che è venuto fuori, cioè c'è sicuramente 2 attenzioni anche qua. Guardate quanto molto più verde c'è, questa pavimentazione qua è comunque permeabile, quindi le parti permeabili sono enormemente aumentate, c'è la protezione rispetto al sea level rise che è fatto da questo tipo di attuazione. Questi sono sempre interventi di Milano Marittima che in questo momento termina qua, ma sono già cominciati i lavori dalla parte opposta del canalino che vedete qua interrotto. Questa parte di qua dove c'è la marina io, sostanzialmente sono cominciati un mese fa i lavori per proseguire l'intervento e arrivare fino alla duna del Colonia Varese di cui vi parlavo prima, quindi fare tutto un lungo serpentone, una lunga infrastruttura verde sostanzialmente che possa aiutare a riconnettere gli elementi importanti e di valore della città.
dal 2016 al 2021, anche qua vedete un pochettino cosa è diventato, e poi questo è il core della pianificazione futura città, perché qui siamo nell'ambito di Milano Marittima Nord. Questo è il parco urbano, il piano urbanistico generale già prevedeva questa attuazione del parco urbano, con tutta una serie di interrelazioni tra città antropizzata, sistema rurale e sistema dei servizi dedicati allo sport che giacciono su queste infrastrutture. Questo è il tracciato della tromba marina che ci ha coinvolto ormai 2 anni abbondanti fa. Qui parliamo di 400 ettari, un concorso di progettazione di livello europeo, 32 progetti, selezionati in prima battuta 5 progetti, ha vinto la compagine che sotto vedete rappresentata e che ci ha convinto più di tutti. Quello che vedete sotto è una porta di accesso al parco, quindi dalla città costruita come si immagina di entrare nel parco, e questo è il parco, così come progettato. C'è una intima relazione tra quello che è la forestazione esistente, questa qua che vede con la mia manina, dei sistemi di acqua dolce, salmastra, molto spesso sono salmastra perché purtroppo questa è la situazione nella quale viviamo. Questo è il golfo esistente, quindi hanno cercato di non mettersi né in contrapposizione né di scimmiottare quello che è il golfo, che è comunque in se stessa un'importante infrastruttura verde per il territorio. E poi tutti questi elementi, compresi vari ruderi che sono presenti all'interno di questa situazione, messi in relazione con una sorta di filo che tende a riunire e a legare tutto il territorio, fino ad arrivare con 2 importanti infrastrutture a scavalcamento delle cesure che separano di fatto fisicamente ciò che è Milano Marittima, una parte più su a riva rispetto alla parte che è più contermine all'abitato di Cervia. Invece il tutt'uno deve percepirsi anche da questo punto di vista. Altre 2 suggestioni: guardate, architetture effimere comunque per tutto quello che in qualche modo deve andare a fare riuso, e l'attenzione ai cambiamenti climatici, servizi ecosistemici, le attività turistico-ricreative, naturalistiche e didattiche, l'importanza appunto della biodiversità, tutti elementi fondamentali. Questo è quello che è successo dopo Tromba Marina. Stiamo già ripopolando, ricantumando tutto quello che possiamo, grazie ai finanziamenti che ci provengono anche dal livello sovracomunale. Questo lo dico e ringrazio pubblicamente ogni volta che questo può capitare, perché per noi chiaramente è importante. È chiaro che il risultato come era prima lo vedremo fra 50 anni, non lo vedremo, ma almeno stiamo provando a fare un'operazione di questo tipo. E dico già perché spesso mi capita di dire che sono innamorato del pino, quando il pino non ci può stare, non lo si può mettere. Diciamo che abbiamo fatto un mix design, se così vogliamo dire, delle essenze arboree, tale per la quale il pino ha circa il 20-30% massimo, tutto il resto sono altre essenze che proprio in virtù del climate change meglio si adattano e si adeguano a quello che è il territorio. A mio grosso malincuore, ma bisogna aprire gli occhi e guardare la realtà così com'è. Ciò che non rinunceremo mai è il verde, questo fuori dubbio, però dobbiamo in qualche modo cercare di adattarci a quello che sta accadendo, si chiama adattamento, no? Come dobbiamo fare. Mi scuso Daniele, le lascio un minuto, poi dobbiamo passare al prossimo relatore. Sì. Un altro elemento fondamentale a Carta dei Cervi è l'attenzione al turismo sostenibile. Questo è solo per dirvi che sulla spiaggia stanno facendo progetti di accessibilità importante e sostenibile e di valorizzazione ambientale sempre. E le saline, ve l'ho già accennato, quindi posso velocemente il riuso dei caselli in chiave di turismo sostenibile. E poi chiudiamo con quest'ultima slide, vedi meno di un minuto, Filippo. In conclusione, secondo noi occorre ridisegnare spazi pubblici e creare nuove relazioni per la ripartenza, prediligendo senza dubbio un approccio green. L'ospite, che per noi turisti è come cittadino, cerca ambienti concepiti per impattare poco sull'ambiente. Ormai questa è un'esigenza proprio che il turista evoluto sente. È necessario prevedere città post-coronavirus, che inevitabilmente tocca citare, più verticali, con più alberi, parchi e luoghi per attività fisica dei quartieri. Il paesaggio avrà sempre maggiore influenza nel declinare l'offerta turistica e nell'attrarre un ampio ventaglio di fruitori del territorio. Chiudo con l'ultimissima: io ringrazio tutti coloro che lavorano con me, altrimenti oggi non avrei detto nulla sostanzialmente, quindi ringrazio Annalena, Maria Laura, Elena e Caterina, che sono coloro che insieme a me lavorano al servizio urbanistico e sostenibilità urbana e mi consentono di raccontare queste cose. Grazie mille a tutti quanti. Grazie mille ingegnere, è sempre un peccato dover diciamo, stoppare determinati flussi anche emotivi che raccontano degli investimenti, come giustamente lei ha detto, che non nascono oggi ma raccontano come una città e un'amministrazione da anni sta provando a immaginare passo dopo passo, con pezzetto dopo pezzetto, un territorio e un futuro diverso rispetto a quello che alcune diciamo, dinamiche locali e globali ci obbligano a dover tenere in considerazione. In continuità con il discorso che ha intrapreso nel contesto di Cervia,
Vorrei quindi adesso dare la palla a un altro contesto quasi da sorta di vicino di casa. Qui vorrei cedere la parola all'ingegnere Alberto Della Valle del Comune di Rimini, che anche loro come amministrazione locale costiera sta lavorando da tempo anche con una lungimiranza, ovviamente anche vista la dimensione differente e il ruolo istituzionale che hanno, anche con una potenza diversa rispetto al Comune di Cerve, che come ha giustamente indicato l'ingegnere Capitani, durante l'inverno ricopre una quantità di popolazione, di impatto anche proprio di potenza, di spesa, di gestione molto più ridotta rispetto a un comune più grosso con un rilievo differente come può essere il Comune di Rimini. Quindi cedo subito la parola all'ingegnere Alberto Della Valle, anche lui ricordandogli di stare intorno a una mezz'oretta, chiedendo ai corsisti che se hanno delle domande o delle curiosità da porre sia all'ingegnere Capitani che all'ingegnere Della Valle, di scriverle in chat, così gli vengono poste a chiusura della mattinata. Prego ingegnere, a lei la parola. Ok, salve a tutti. E come ultimo relatore provo a fare una presentazione un po' più leggera, altrimenti credo che l'attenzione vada un po' scemando. Chiedo solo se vedete lo schermo condiviso. Sì, perfetto. In realtà avevo centinaia di slide, ma no, scherzo, sono brevissimo. E allora, ecco, perfetto. No, io oggi vi racconto, veramente vi tratteggio un po' i tratti peculiari più interessanti del processo che ci ha portato poi al Parco del Mare. Allora, come dicevate prima, Rimini ha fatto una scelta già circa una decina di anni fa di convocare attorno a un tavolo tutte le realtà, diciamo, della città, dalle associazioni di categoria ai professionisti, alle associazioni del terzo settore, alle istituzioni. Ha convocato tutto il territorio, tutti, diciamo, i soggetti interessati allo sviluppo della città per pensare alla Rimini dei prossimi 20 anni. E questo lavoro è stato un lavoro molto che ha chiesto 2 anni di lavoro, con tavoli, diciamo, di confronto e, diciamo, tutta una serie di proposte che sono state via via analizzate nel corso di questo lavoro. Questo tavolo è stato gestito dall'Agenzia del Piano Strategico, che è ancora tuttora operativa all'interno del Comune di Rimini, che ha partorito, diciamo, quello che è il master plan della città, cioè ha partorito un documento nel quale era indicata la direzione, gli obiettivi che la città doveva provare ad attuare nei successivi 20 anni. E quindi oggi siamo in una fase, diciamo, in cui questi obiettivi stanno cercando di trovare attuazione. E tra l'altro tutto il lavoro, se qualcuno dovesse essere interessato, è reperibile a questo sito in cui si vede proprio tutta l'attività che è stata fatta e l'esito, diciamo, di questo confronto, e anche tutto quello che oggi sta facendo il piano strategico in affiancamento, diciamo, all'amministrazione comunale. Comunque, questo ragionamento generale sulla città, in cui vi tratteggio solo alcuni documenti che erano stati, diciamo, prodotti, diciamo, da questo tavolo, ha in termini generali identificato una soluzione per quello che era il vecchio lungomare, cioè l'idea di fondo è stata quella di sostituire il lungomare che c'era prima, insomma un lungomare fatto da una strada e parcheggi fondamentalmente, con un'infrastruttura verde urbana, che ha uno sviluppo di circa 15 km. È chiaro che questa è stata una scelta radicale, sia, diciamo, come concezione proprio della struttura della città, perché poi lo vedremo, ripeto brevemente, cosa ha voluto dire in termini di riorganizzazione della mobilità questa scelta, ma è stata una scelta soprattutto basata sul ragionamento del rinnovamento del prodotto turistico. Cioè l'idea di fondo qui è quella prioritaria, insomma, nell'ambito del ragionamento del piano strategico, di abbandonare il modello turistico, diciamo, in cui il turista con la macchina arrivava davanti allo stabilimento balneare, si andava a cambiare una cabina di cemento, stava sul suo lettino e faceva il bagno. Insomma. Quel modello turistico che aveva, diciamo, funzionato fino agli anni 80, diciamo 90, quello che si vedeva quando questa attività è stata messa in campo è che comunque quel modello, insomma, lasciava un po' il tempo, cioè non era più attuale, anche perché nel resto del mondo le zone turistiche andavano, diciamo, verso un'altra direzione. E da lì l'idea del Parco del Mare, cioè l'idea di
togliere completamente le auto dal lungomare e creare un vero e proprio parco urbano che dovesse avere al suo interno tutta una serie di funzioni che lo rendessero, diciamo, appetibile e attrattivo tutti i giorni dell'anno, insomma. È vero che Rimini, rispetto, diciamo, alla dimensione di Cervia, è una città che solo di residenti ha oltre 150.000 abitanti, per cui, diciamo, ha anche una vita invernale piuttosto frenetica, però è chiaro che la zona, diciamo, lungo l'Arenile è una zona che è deputata fondamentalmente al turismo, quindi è una zona che fondamentalmente nel periodo estivo è poco vissuta, nel periodo invernale, scusate, è poco vissuta. Poi tra l'altro vi farò vedere anche che questa declinazione del Parco del Mare in realtà ha anche un po' delle sue peculiarità per quello che è il tessuto urbano nella zona nord della città e il tessuto urbano della zona sud della città, per cui alla fine le scelte finali sono state differenti nei due ambiti. Vabbè, qui do un po' di numeri, un po' di sponsor per la nostra città, insomma, viene fuori che Rimini, 2 italiani su 3 sono stati a Rimini, e quindi è una città che è molto conosciuta dai nostri connazionali, ed è una città, insomma, che ha avuto tutta una storia molto importante, soprattutto di rinascita, di crescita e di organizzazione dopo la Seconda Guerra Mondiale, dato che è stata praticamente completamente distrutta dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, il primo ragionamento che si è fatto, e sul quale anche qui vi do alcuni elementi, quando si è pensato, diciamo, di rinnovare il prodotto turistico, quando si è pensato di sostituire l'infrastruttura grigia dell'asfalto e dei parcheggi con l'infrastruttura verde, a quel punto, una volta tracciato e condiviso l'obiettivo con tutti gli enti del territorio, ripeto, questi obiettivi sono stati, diciamo, tradotti in opere, in programmi di attuazione, insomma. Un ragionamento che si è fatto è stato quello che è un ragionamento che purtroppo molte altre città che sono nella stessa condizione ancora non hanno affrontato in modo adeguato, che è quello della balneazione. Cioè noi siamo una località turistica, adesso poi vi racconto un po' quello che è successo, in cui c'era un sistema fognario molto obsoleto che prevedeva ancora degli scarichi a mare, e succedeva che in caso di forti venti meteorici per 18 ore alcuni tratti della nostra spiaggia non erano balneabili. Voi potete capire questo cosa voleva dire in un ragionamento, no, di rinnovamento del prodotto turistico, cioè non potevamo più permetterci, diciamo, questa situazione. E da lì, come diciamo, insomma, come dicono i nostri amministratori, si è partiti prima dal sotto, quindi si è partiti prima dal risanamento della rete idrofugnaria, e poi si è pensato al sopra, cioè all'infrastruttura verde che deve essere costruita sopra questo nuovo sistema, diciamo, infrastrutturale. E nasce quindi il PSBO, questo piano di salvaguardia della balneazione ottimizzato, che ha avuto nel corso dei tempi tutta una sua evoluzione che però qui non vi sto a raccontare. E quindi questi sono un po' tutti gli obiettivi, no, che vi dicevo del Parco del Mare. Il Parco del Mare poi a un certo punto, nel ragionamento che è stato fatto sulla modalità di attuazione dell'infrastruttura, si è ragionato proprio nell'ottica di avere un'infrastruttura che fosse viva, vitale tutti i giorni dell'anno, e comunque ci fosse anche un presidio, insomma, territoriale. Si è ragionato del coinvolgimento dei privati, e anche questo è stato un elemento di notevole innovazione, dei privati nella realizzazione del parco. Cioè l'idea di fondo è quella di concedere alcune aree del parco in diritto di superficie ad operatori privati per installare tutta una serie di strutture chiaramente compatibili sia per funzioni ma anche per inserimento paesaggistico all'interno del progetto, e dagli introiti che il comune deriva da questi diritti di superficie, in parte l'idea di fondo era quella di finanziare l'opera pubblica del parco. È stato fatto nel 2015 un bando pubblico, un avviso pubblico, al quale hanno partecipato 367 operatori e 155 progetti. Qui faccio solo una riflessione con voi. Era il 2015 un momento storico in cui, insomma, c'era una prospettiva, diciamo, di ottimismo nello sviluppo del settore turistico. Non eravamo ancora stati colpiti dalla pandemia. Quando è stato il momento, diciamo, di dare corpo e dare gambe a questi progetti che questi operatori privati avevano
proposto. Oggi noi quello che abbiamo raccolto, insomma, nei confronti che abbiamo avuto con questi operatori privati è una difficoltà, diciamo, di fondo a investire e quindi a dare seguito a queste, diciamo, operazioni. È chiaro che però comunque alcune di queste sono ancora in fase di, anzi sono proprio in fase di attuazione, e prossimamente all'interno dell'opera pubblica che è già stata realizzata, come vedete dopo, alcuni operatori privati andranno a realizzare su questa infrastruttura servizi ricettivi, servizi, diciamo, turistici, aree di parcamento e quant'altro. Questa era un po', diciamo, sì, sono slide che raccontano un po' qui questa slide è solo per farvi, diciamo, illustrare il perimetro all'interno del quale gli operatori privati potevano, diciamo, avanzare proposte di realizzazione di opere sul Parco del Mare. Vedete che l'area in oggetto prevede anche tutta una serie di aree che sono prospicienti all'arenile. Vado avanti. Questo è un po' il progetto del Parco del Mare, in sintesi quello che vi ho un po' raccontato. Un'altra idea di fondo del Falco, e questo lo vedremo dopo, è quella di creare un'infrastruttura verde che sia una grande, diciamo, un Sea Wellness Park, che era un po' lo slogan che girava nei convegni pubblici, cioè un luogo in cui venivano installate tutta una serie di, e in parte sono state installate tutta una serie di attrezzature per il benessere del corpo. Tra l'altro questo progetto è stato anche coadiuvato e supportato dall'Università di Bologna, che nel campus di Rimini proprio ha un dipartimento che si occupa di qualità della vita e di scienze e qualità della vita. Cioè l'idea di mettere, diciamo, attività commerciali, ristoranti, chiaramente percorsi ciclabili, pedonali, aree verdi. Il Parco del Mare è praticamente tutto permeabile come pavimentazione, al netto di alcune aree, diciamo, di alcune piazze che sono state pavimentate con materiali, diciamo, non permeabili. Quindi, diciamo, questo è un po' il percorso del progetto. Ripeto, partiamo da Torre Pedonale Miramare, sono circa 15 km di infrastruttura verde. Come dicevo, questo in termini una slide che riassume in termini molto sintetici, diciamo, quello che è il programma, diciamo, di salvaguardia della balneazione, quindi tutto quello che è quel grande progetto, un investimento che supera i 200 milioni di euro di riqualificazione e potenziamento della rete fognaria. È chiaro che in alcune situazioni questo investimento, che potrebbe sembrare un investimento limitato solo, diciamo, a infrastrutture sotterranee, ha anche, insomma, delle manifestazioni fuori terra per tutta una serie di vani, manufatti o, diciamo, torrini di spinta. Adesso non sto entrando in questi dettagli, diciamo, molto tecnici, e quindi si è anche ragionato su come mitigare, come integrare queste infrastrutture che avevano queste manifestazioni, diciamo, fuori terra con il paesaggio. Questo è esempio di intervento di Piazzale Kennedy, che vi faccio vedere. Qui è stata realizzata sotto una vasca di accumulo di 35.000 metri cubi, e sopra è stato realizzato una sorta di belvedere, una piazza verde. Anche questa prima era una piazza con un parcheggio, è stata una piazza completamente pedonalizzata e realizzata in fontana. Vedete qua un po' di immagini. Questa è la situazione, diciamo, pre-intervento, la situazione della piazza. La situazione invece finale, questa è invece, sono delle foto scattate all'interno della vasca di laminazione a 35.000 metri cubi, e questo invece è l'esito finale del progetto della piazza, che ha visto anche il coinvolgimento di un operatore, diciamo, balneare, che ha riqualificato anche uno stabilimento balneare. La piazza, tra l'altro, si completa anche con un percorso riqualificato di accesso al mare, proprio qui sull'Arenile, che di fatto è il tombamento del vecchio canale a cielo aperto dell'Ausa, che era di fatto un canale che portava reflui di acqua mista, insomma. Quindi sistemato, diciamo, progettato il sotto, si è passati alla progettazione e all'attuazione, diciamo, degli obiettivi per la parte sopra, cioè la parte fuori terra. Queste sono le foto, diciamo, di come era il lungomare nostro fino a qualche mese fa. Il Comune di Rimini ha anche in questo caso fatto un bando internazionale per l'individuazione
di uno studio di progettazione che potesse, diciamo, supportarci nella realizzazione del master plan del parco, un master plan che doveva dare, diciamo, indirizzi chiari sia, diciamo, sulle opere che dovevano essere in capo ai privati, quindi infatti, sia in relazione alle opere pubbliche che doveva realizzare, diciamo, l'ente pubblico, ma anche su tutta quella che era la riorganizzazione dell'arenile. Cioè, la progettazione che avevamo richiesto, ma non si doveva limitare soltanto, diciamo, a ragionare sul lungomare, ma una progettazione che doveva estendersi anche sull'arenile, tant'è vero che le risultanze, diciamo, di questo studio saranno poi acquisite nel nuovo piano dell'arenile, che adesso l'amministrazione appena insediata andrà ad approvare, e doveva avere anche tutto un ragionamento sui collegamenti, diciamo, con la parte della città che è più a monte. Questi sono alcuni render che hanno, diciamo, prodotto lo studio di Barcellona. Milano Italia 2 è il studio che ha vinto, diciamo, questa selezione pubblica. Qui questa slide solo per farvi capire, insomma, il rapporto che c'è fra l'infrastruttura, diciamo, del Parco del Mare, questa infrastruttura verde, e la città, che è una città che è molto urbanizzata, è una dimensione, diciamo, importante. Tenete conto, ad esempio, questo qui è una slide della di Miramare, qui dove io ho la freccia c'è l'aeroporto di Rimini, per dare un po' anche la dimensione della città. Il progetto ha avuto anche tutta una riflessione su tutti quelli che erano i temi identitari della città, quindi il progetto doveva tenere conto in un certo modo dell'identità, insomma, della città, e quindi è stato fatto un tentativo poi portato a termine di valorizzare i suoi temi della Rimini romana, della Rimini felliniana, della Rimini rinascimentale, un po' anche i temi legati al mondo del mare, insomma, al mondo dei primi stabilimenti balneari, quindi del 1800. Ecco, come vi dicevo, questi sono alcuni, diciamo, estratti di questo master, però vedete che la progettazione riguarda anche una completa riorganizzazione degli stabilimenti balneari. Queste sono alcune viste, diciamo, che abbiamo utilizzato per la progettazione, per la scelta dei colori, insomma, delle forme. Ecco, anche qui, come dicevo prima, tutto il rapporto, diciamo, con l'arenile, quindi, diciamo, la progettazione che si è integrata su tutto l'ambito. Questi sono alcuni studi che sono stati fatti proprio per capire se la scelta fatta dai progettisti potesse essere, diciamo, potesse comunque garantire una qualità del servizio analoga o migliore rispetto a quella che oggi può essere, diciamo, fornita, anche perché l'idea di fondo, come tutte le idee del progetto, è quella di una forte rinaturalizzazione dell'area e di un rapporto, diciamo, più diretto col mare. Quindi la sostituzione, insomma, di tutti quei manufatti un po' posticci che sono oggi presenti sul nostro arenile, però che comunque contengono tutta una serie di servizi, dalle docce, servizi igienici ad altri servizi come bar e quant'altro, sia in questa organizzazione dello spazio che quindi diminuisce fortemente i volumi all'interno di queste aree, comunque fosse possibile garantire i servizi. Questi sono alcuni studi che sono stati fatti in quest'ottica qui. Questi sono alcuni studi, diciamo, sui manufatti che i privati devono realizzare per l'inserimento all'interno del contesto, del paesaggio. Ecco, qui vi faccio vedere una sezione del parco, una sezione, questa qui è la zona, diciamo, dell'arenile, mentre questa qui a monte è la fila di alberghi. L'idea di fondo del parco è quella di avere un parco che è tutto percorribile, tutto lineare, senza, diciamo, dislivelli, senza, diciamo, ostacoli, diciamo, alla fruizione in tutte le direzioni del parco. Una sorta di grande piazza verde urbana che sia comunque sempre accessibile a tutte le tipologie di utenti. Ecco, un altro tema molto importante quando si parla di lotta ai cambiamenti climatici. Il progetto ha previsto anche un approfondimento su tutti quelli che erano le criticità da aggressione marina, e questi dati sono stati, diciamo, reperiti in parte, diciamo,
dei documenti regionali come il PAI e il PGRA, Regione Emilia-Romagna, e chiaramente quello che si vede in relazione al fenomeno marina è che la quota, diciamo, del lungomare per la messa in sicurezza di tutto l'abitato che è collocato a monte deve essere valutata in relazione a tre effetti. Insomma, c'è l'innalzamento del medio mare, che come sappiamo è un trend di innalzamento diciamo, costante, un fenomeno di subsidenza invece dell'abbassamento della quota arenile, e il tema appunto dei valori delle mareggiate, insomma delle quote, insomma che condizioni, diciamo, meteo-marine piuttosto rilevanti portano a un'altezza dell'onda molto importante. Questo studio ha portato poi alla valutazione di una quota, diciamo, di sicurezza fissata oggi a 2,85 m rispetto al medio mare. Questo che vi porto sono degli studi fatti nell'ambito del progetto Suffolk Place e del progetto Climate Kick. Questo, diciamo, è l'ingressione marina, insomma le aree colorate in blu sono le aree che vanno, diciamo, in allagamento per i fenomeni, diciamo, scenari+1 che hanno una probabilità di accadimento rara al 2050, quindi in cui si è già, diciamo, sviluppato il tema, in parte la subsidenza attesa, e comunque si è anche verificato un innalzamento del livello medio mare. In assenza, diciamo, di protezione, in assenza, diciamo, di innalzamento della quota del lungomare, questo invece è il risultato che viene fornito, diciamo, a seguito dell'innalzamento della quota del lungomare che è prevista nel progetto del Parco del Mare, per cui vedete che l'ingressione marina viene ostacolata in corrispondenza proprio della sezione di divisione fra la parte, diciamo, dell'arenile e la parte, diciamo, pubblica, diciamo, la parte di proprietà comunale. Quindi, come dicevo prima, è stata fissata una quota di sicurezza a 2,85 rispetto al medio mare, e che ci ha dato quei risultati che avete visto prima. E questo innalzamento del lungomare ha però richiesto un adeguamento, diciamo, degli accessi al mare, quindi la realizzazione di una duna, che questa è una duna di tipo naturalistico, con la realizzazione di nuovi accessi al lungomare. Tra l'altro il progetto, si parla di resilienza, presenta anche una certa resilienza, grazie al fatto che qualora, diciamo, nel corso dei prossimi 100 anni questi valori che sono stimati dovessero aumentare, insomma, come quota per la messa in sicurezza del territorio a monte del lungomare, è possibile, con un adeguamento, diciamo, della forma della duna, raggiungere quote, diciamo, che mettono in sicurezza comunque il territorio. Io adesso vi faccio vedere alcune foto dell'esito finale del progetto. Noi oggi il tratto di Rimini Sud è un tratto che è diviso in 9 zone. Oggi noi abbiamo completato il progetto in 2 zone, quella di Marina Centro, che è questa che vedete, e in una zona di Miramare più al confine con Riccione. Abbiamo già avviato i lavori sono in corso adesso i lavori per realizzare altri 2 tratti nella zona di Rimini Sud, e stiamo aspettando l'esito di una richiesta di finanziamento che abbiamo fatto al Ministero per altri 3 tratti. Come vi dicevo prima, ad oggi quelle operazioni non sono proprio operazioni di partenariato, comunque operazioni in cui i privati investono nell'opera pubblica, è un'operazione che è un po' ferma proprio per i motivi legati al Covid, quindi alla difficoltà degli investitori privati di mettere risorse all'interno di questo progetto. Qui sono altre foto, diciamo, del parco, il Parco del Mare, che vedete l'integrazione fra l'arenile, questa che vedete la duna di raccordo che è stata realizzata tra la nuova quota del lungomare e l'arenile, e qua invece il rapporto con tutta la fila di alberghi che è a monte, sul monte del parco. Questo che vedete è il tratto di Marina Centro, e invece a Miramare, ecco, a Miramare invece il progetto è come, diciamo, tratti architettonici e paesaggistici medesimo, solo che a Miramare
la profondità del lungomare esistente era inferiore, quindi il progetto è leggermente, diciamo, diverso, ma comunque le tipologie architettoniche e paesaggistiche sono le medesime. Come dicevo, il parco sul parco sono previste l'installazione di tutta una serie di isole fitness. Questa è un'isola fitness che è stata installata la scorsa estate, proprio perché una vocazione del parco è quella del wellness, quindi del vivere un turismo che, ripeto, non è più solo stare sul lettino, no, e fare il bagno, ma è un turismo che chiede anche spazi per il fitness, spazi per i bambini per giocare, spazi per stare in un posto bello, insomma. Quindi il parco, nella zona dei Rivi Sud, prevede l'installazione di circa 17 isole fitness sullo sviluppo, diciamo, di questa zona di circa 6 km. Questa è un'altra foto del parco. Una cosa interessante è che, ad esempio, i pali della pubblica illuminazione sono stati, diciamo, disegnati sulla base di alcune ricerche fatte dai progettisti di Barcellona sul tema identitario riminese. Come vi dicevo prima, questa è una connotazione abbastanza importante del parco, e quindi sono riferiti a dei manifesti, diciamo, turistici del 1929. Questa è un'altra foto del parco. C'erano i video. Ecco, vi faccio vedere un video velocissimo, giusto per farvi capire meglio il progetto. Ecco, vedete, c'è una fascia, diciamo, più grande, che la fascia in legno, che è quella, diciamo, pedonale. Ecco, chiaramente il computer si blocca. E c'è la duna di accordo fra la passeggiata, che è quota ad 85, quindi per la messa in sicurezza dall'ingressione marina, quindi c'è raccordo fatto questa duna interdita e questi accessi rinnovati agli stabilimenti balneari. Ecco, si blocca. Poi c'è la parte più a monte, dove abbiamo una pavimentazione più dura, dove è possibile fare piccoli eventi, concerti, mercatini, mettere tavolini per i locali e quant'altro. Tra l'altro queste castelli sono castelli ingressi, dove sopra c'è una grafica che ricorda alcuni temi identitari della città. Ad esempio qui a Centro sono le bagnanti del 1100. E poi c'è tutto il parco, dove dovranno essere installate le aree fitness e le aree gioco. Perché vedo che si blocca. No, così. Ok. Invece al tratto 8 vi rubo solo un altro minuto, visto i video che avevano il carico di fare le ditte che avevano vinto la gara. Appalto. Ecco, questo è il tratto 8, come vedete è una dimensione un po' diversa del parco, perché è meno profonda, però, diciamo, la tipologia di paesaggio e architettura è la medesima. Qui, ad esempio, i colori delle piastrelle ingressi sono sul settore dell'azzurro e richiamano invece i temi del mare. Questo mi fermerei qui. Vado avanti nella presentazione. Sì. Ecco. Come vi dicevo, il progetto si completa anche nell'area di Rimini Nord. L'area di Rimini Nord è un'area che, da un punto di vista urbanistico, ha caratteristiche completamente diverse rispetto a Rimini Sud, anche perché mentre Rimini Sud è la zona dove abbiamo dietro tutta la città, e quindi la parte urbanizzata è molto profonda, e sul lungomare abbiamo di fatto solo strutture ricettive, a Rimini Nord, sul lungomare di Rimini Nord, in realtà il lungomare è anche una strada di quartiere, cioè è una strada che dà accesso alla ferramenta, al supermercato, alla casa di cura, insomma, e soprattutto la larghezza di questo tratto di lungomare era molto, molto ridotta rispetto a quella di Rimini Sud. Quindi anche in questo caso è stato fatto un progetto, questo è già stato realizzato. Anche in questo caso abbiamo aumentato la dotazione di verde, le aree permeabili, percorsi ciclabili pedonali, abbiamo fatto tutto un ragionamento anche sull'accessibilità carrabile di questo tratto del Parco del Mare, che comunque deve essere garantita proprio per le funzioni che vi dicevo prima, che insisto su quest'area della città. È chiaro che
Per poter, diciamo, pedonalizzare il lungomare di Rimini Nord è stato necessario realizzare precedentemente una strada che è, diciamo, è a ridosso della ferrovia, diciamo, la trama della ferrovia, che permettesse di togliere le macchine dal lungomare. Tenete conto che nella zona di Rimini Nord tutto l'abitato è concentrato fra il mare e la ferrovia, e di fatto il lungomare era l'unica strada che permetteva, diciamo, di attraversare questa zona della città. E quindi la pedonalizzazione di quel tratto di lungomare aveva di fatto bloccato tutti i collegamenti nord-sud di quella parte del territorio. Per questa ragione è stato fatto un investimento molto importante, per circa 9 milioni di euro, per realizzare una strada che è lunga 6 km a 2 corsie a ridosso, diciamo, del tracciato ferroviario. Qui vedete un render, diciamo, che è stato fatto in serie di progettazione, qua vedete la strada realizzata, che sarà fatto, diciamo, di contorno. Il progetto del Parco del Mare, questi sono alcuni, diciamo, studi che sono stati fatti per, diciamo, la progettazione. Si completa anche con tutta una serie di attenzioni rispetto ad alcuni ambiti molto particolari, per cui sono stati realizzati della sorta di salotti urbani, e questo invece è l'esito finale del lavoro. Quindi qui abbiamo 6 km di lungomare già completati. Queste sono alcune foto del tratto, diciamo, Torre Pedrera. In questo caso si è ragionato in modo molto serio con i proprietari degli stabilimenti balneari per, diciamo, integrare gli stabilimenti balneari con il progetto del parco. Tenete conto che nella Torre Pedrera sembra surreale, ma i gestori degli stabilimenti balneari sono anche proprietari dell'area, non sono aree in concessione, sono aree in proprietà dei gestori. Queste sono altre foto, diciamo, di Rimini Sud, di Rimini Nord. Okay. Ecco, come vi dicevo, e vado quasi a concludere, questa scelta, diciamo, fatta nell'ambito del ragionamento del piano strategico, quindi circa 10 anni fa, che era una scelta condivisa, ha avuto tutta una serie di ripercussioni sul territorio, e una di queste chiaramente è la riorganizzazione della mobilità. Noi abbiamo già fatto il PUMS, che è stato fatto nel 2018, ha tutta una serie di obiettivi. Chiaramente il PUMS già teneva conto, diciamo, della mobilità necessaria a rendere pedonali i lungomari. E questa è una mappa molto semplice, ma che però vi illustra un po' le strategie, diciamo, dell'amministrazione. Cioè, di fatto l'idea di fondo è quella di trasferire tutto quel traffico che prima era un traffico di attraversamento nord-sud, che transitava sul lungomare, su una serie di nuove viabilità che sono già state di fatto quasi tutte completate a monte, per cui il traffico che oggi era in sistema, diciamo, solare del lungomare viene trasferito su dei nuovi assi viari. Ad esempio, questo asse viario rosso è chiamato fila dritta, diciamo, nel gergo nostro, perché è un asse viario che non ha nessun semaforo, e quindi collega, diciamo, la Fiera a Riccione in assenza di semafori. E come vi dicevo, nella parte a nord abbiamo realizzato questo nuovo asse viario in verde, che permette appunto di trasferire il traffico dal lungomare, appunto, questo nuovo asse viario. Il PUMS c'è tutta una serie di ragionamenti sulla pedonalità, sui percorsi casa-scuola. Adesso su questi non vi voglio, sulla ciclabilità non vi voglio annoiare più di tanto. Voglio fare solo un focus su due temi, che sono il trasporto pubblico locale e la sosta. Allora, sul trasporto pubblico locale noi abbiamo già dal 2000 e novembre del 2018 in funzione il Metromare. Il Metromare è una filovia a corsia separata e protetta, che collega la stazione di Rimini alla stazione di Riccione. È, per tornare un attimo indietro, un'infrastruttura che corre parallela all'Arenile e collega la stazione di Rimini in adiacenza al tracciato ferroviario, quindi questa linea viola che vedete in questo schema della mobilità, che è già funzionante e collega la stazione di Rimini con la stazione di Riccione. È chiaro che in un ragionamento sulla riorganizzazione della mobilità non è indifferente il fatto che questo tracciato sia, per quasi tutto lo sviluppo del lungomare di Rimini Sud, a circa 300 metri dall'Arenile. Tra l'altro adesso abbiamo anche ottenuto i finanziamenti dal Ministero delle Infrastrutture per estendere questa infrastruttura fino alla Fiera di Rimini.
Fiera di Rimini è una delle fiere, diciamo, più importanti oggi a livello nazionale ed europeo. Ingegnere Della Valle, le chiederei di chiudere in un minutino in modo tale che se c'è un dibattito finale lo possiamo realizzare. Sì, ho finito. Allora, quindi il metromare è un interessante, diciamo, sistema per i collegamenti nord-sud lungo il lungomare. Abbiamo sperimentato quest'estate una soluzione che si chiama Shuttle Mare, e sono delle navette elettriche che con delle app a chiamata possono collegare un utente dalla zona, diciamo, a monte del centro storico, quindi alla zona mare, per evitare che le macchine, diciamo, vadano alla zona mare. L'ultima cosa che volevo far vedere è che questo è il metromare, che come dicevo, e queste sono le, diciamo, le fermate del metromare. L'ultima cosa che volevo far vedere era solo il sistema dei parcheggi, faccio vedere quello di Rimini Sud che è più interessante, e poi concludo, perché l'idea è quella di realizzare dei parcheggi. Come vi dicevo, questa che vedete è la linea del metromare, questo puntinato. Queste sono le fermate del metromare. L'idea che stiamo portando avanti è quella di realizzare delle aree di sosta, dei contenitori di sosta a ridosso delle fermate del metromare, che siano sia a servizio dell'area mare, quindi che vadano a compensare i posti auto che noi abbiamo eliminato sul lungomare. Tenete conto che nell'area di Rimini Sud sono stati eliminati circa 1500 posti auto, e quindi possono servire il parco del mare, ma possono essere anche dei parcheggi dove fa lo scambio col metromare, e quindi percorrere tutta la linea, diciamo, del mare e raggiungere poi con altri mezzi a piedi, con monopattini o bici o quant'altro, l'area del mare. Io ho concluso. Provo a... Grazie mille, Ingegnere Della Valle, Okay. per la molto interessante disamina di un progetto che a livello nazionale forse al momento non ha eguali, sia per la sua complessità di interazione con la parte demaniale, privata, pubblica, sia per la sua capacità di essere così eterogenea nel toccare temi che vanno dalla qualità della vita alla qualità paesaggistica, anche al design dell'arredo urbano, tutte componenti che entrano inevitabilmente si intrecciano inevitabilmente con le questioni paesaggistiche. Credo che soprattutto in queste due ultime presentazioni in cui si è evidenziato molto bene, sia il caso di Cerve che il caso di Rimini, l'importanza di come anche una progettazione lungimirante parta e si debba basare su dei capisaldi che possono essere la sostenibilità, le questioni paesaggistiche legate al cambiamento climatico e soprattutto anche senza tralasciare quelle che sono le dinamiche turistiche, economiche, su cui questo tipo di trasformazioni urbane si vanno a integrare. Anche l'ultima immagine in cui faceva vedere come la rete dei parcheggi appoggiata a una rete di nuova tipologia di mobilità sostenibile ci porta inevitabilmente a riflettere su come non si possono tenere slegate queste due tematiche, anche perché se no sarebbe solo spostare un problema da una fascia costiera a un'altra fascia che poi richiederebbe di dover gestire in un altro modo lo stesso problema. Questo credo che per i corsisti che vedo che hanno ringraziato i relatori proprio per la bella presentazione e anche l'esaustività dei casi studio riportati, chiedo appunto sia agli altri relatori che hanno presentato prima dell'Ingegnere Della Valle se hanno delle curiosità, hanno domande che vogliono porsi tra loro, e ai corsisti se ci sono delle questioni interessanti che vogliono porre all'attenzione dei relatori, prima di chiedere ho un paio di curiosità, ecco. Vedendo che al momento non ci sono richieste, chiedo soprattutto all'ingegnere Capitani e all'ingegnere Della Valle, che sono, tra virgolette, in prima linea, sia in termini di responsabilità, sia in termini proprio operative, di questo tipo di trasformazioni urbane. E se nella vostra esperienza quali sono state le principali criticità di processo per arrivare a portare a casa, lasciatemi il termine, questo tipo di risultati così ambiziosi, perché ovviamente
sia la trasformazione del lungomare di Rimini, sia anche la trasformazione di quello che è il waterfront dell'ultima parte di Cervia, hanno richiesto ovviamente degli sforzi politico-amministrativi non indifferenti per convincere tutta la componente della cittadinanza e la componente politica amministrativa della lungimiranza di questo tipo di progetti. Quindi se potete dirci veramente in 2 pillole quali sono state le principali opportunità o i benefici che hanno portato questi progetti ad essere convincenti, e al contrario quali sono state invece le principali opposizioni e le principali criticità che hanno incontrato. Parto io, Alberto. Prego Daniele. Ok, allora diciamo che proprio in maniera sintetica, l'elemento di principale difficoltà che abbiamo vissuto è stato quello chiaramente di togliere le auto, come dico sempre io, da sotto gli ombrelloni, nel senso che purtroppo il modus operandi di fruire della spiaggia, chiaramente nostro, era molto legato a questo aspetto, quindi questo è stato un elemento. È stato difficoltoso attuare l'opera, nel senso che proprio la realizzazione fisica dell'opera ha previsto una serie di incontri e approfondimento continui anche durante il cantiere, work in progress proprio, no? Per cercare di rendere evidente la bontà della progettazione e le ricadute positive. Da buoni romagnoli, appena terminata l'opera, chiaramente ci siamo lamentati, ma dopo 6 mesi neanche è stato invocato a gran voce: completate il lungomare, lo vogliamo anche noi, perché chiaramente questo ha prodotto una riqualificazione immediata dell'offerta, una riqualificazione del paesaggio, una riqualificazione dello spazio, che ha portato un effetto positivo, secondo me, tra i più importanti, cioè le strutture private si stanno ammodernando, cioè avendo un fronte riqualificato ha spinto gli operatori privati a riqualificare almeno il loro fronte, ma molto spesso a girare l'impostazione del fabbricato, dell'albergo, in modo tale che i propri clienti potessero fruire della visione di questo lavoro. E quindi questo in qualche modo ha portato ad cominciare una serie di iniziative private che prima era tanto tempo che non prendevano piede, che invece sono messe in moto. Questo secondo me è un elemento positivo. Grazie mille Daniele. A lei, ingegnere Della Valle, la parola. È chiaro che l'esperienza è similare. Senza gli amministratori che credono in progetti del genere non si riescono a portare a casa. Cioè, purtroppo questi progetti portano un cambiamento culturale all'interno della città che viene inizialmente mal digerito. Io ho fatto un incontro anche ieri, vedevo prima con la mia collaboratrice, c'è un albergatore a Rimini che ha alberghi, questo è alberghi, stabilimenti balneari locali. Lui dice: ah, che bello, quando con la macchina passavo sul lungomare guardavo il mare, no? Siccome non ce l'abbiamo più questa cosa qui, i turisti vengono più a Rimini. Io ho detto: vabbè, sarà, io dopo non è che sta a fare polemica. Però lui rimpiangeva le sue passeggiate col suo Porsche sul lungomare e vedeva il mare, capito? Cioè, quindi per dirvi che c'è un tema culturale che inizialmente è difficile da fare capire alla città. Io ho fatto degli incontri pubblici, ma con scenate, urla, strepiti e quant'altro, insomma, no? Però è vero, quello che abbiamo visto, ad esempio, io porto ad esempio l'esperienza di Rimini Nord, che è un progetto che è già un anno in certe zone che è in funzione. Io mi ricordo con i commercianti, c'è un quartiere che si chiama di Viserba, loro erano terrorizzati dal fatto che fosse pedonalizzato il lungomare. Cioè, noi chiudiamo, noi lo dobbiamo fare, qua di là, c'è dei matti, non capite niente. Alla fine lì l'amministrazione ha tenuto dritta, è andata avanti. Oggi sono quelli che ci ringraziano, che dicono agli altri quartieri: guardate che bisogna pedonalizzare anche d'inverno, se no non funziona. Cioè, il lungomare di Rimini Nord era veramente una strada senza marciapiedi stretti e davvero difficilmente anche percorribile. Oggi uno va domenica pomeriggio, anche d'inverno, ci sono le famiglie con i bambini che camminano, tutti i negozi aperti. È veramente un cambio di prospettiva. Quindi la difficoltà è far capire agli operatori, ma anche a molti cittadini, il cambio di prospettiva. E poi c'è il tema dei parcheggi, è un tema strutturale importantissimo, e quindi anche lì, se non ci sono amministratori che tengono la barra dritta, si va in difficoltà, insomma, su certe dinamiche. Però dopo c'è tutto un tema chiaramente procedurale normativo, ma quello non ve lo sto neanche a raccontare, perché se uno ha un sindaco che in lavori finiti vuole cambiare tutto, Daniele lo sa, è un po' difficile, però insomma l'abbiamo fatta, ecco.
Beh, grazie mille anche per le battute finali, perché sono sempre quei retroscena che delle volte non si conoscono, ma fanno anche riflettere sul fatto di come la politica abbia bisogno di una struttura tecnica che funzioni per far andare avanti delle trasformazioni e possa poi portare a termine anche quel passaggio culturale che diceva adesso l'ingegnere, sulla necessità anche di provare a piccole dosi a spostare un'idea magari ancora troppo ancorata su un'idea passata, che non significa che sia più giusta o più sbagliata, sia semplicemente non al passo coi tempi. Vedo che credo c'è un commento di un corsista che sottolinea la virtuosità delle cose viste, facendo i complimenti a tutti gli interessati. Qua sposta un attimo l'interesse sulla questione del parco, del parco pugliese, quindi del contesto introdotto dal professoressa Calacci all'inizio della giornata, in cui comunque abbiamo da un lato una serie di promozioni molto spinte, accompagnate anche da una questione di abbandoni e di aree che vengono tralasciate e che non sono proprio contestualizzate dagli indirizzi di promozione territoriale, che però invece rimangono a livello paesaggistico forse le cose più peculiari che dovrebbero essere valorizzate. Quindi è chiaro che ci troviamo in questa situazione dove dei contesti, poi ovvio che le scale sono diverse, a quella comunale, a quella regionale. È chiaro, il marketing e la promozione turistica sicuramente aiuta a spostare anche l'interesse. Non per niente i dati che raccontano l'attrattività di determinate aree, proprio anche a livello turistico, ci raccontano come a seconda dei livelli di promozione all'estero in un certo modo abbiamo anche un vettore di risposta di ritorno nelle nostre aree. Quindi chiederei veramente un flash alla professoressa Calacci per chiudere, così ha aperto e chiude la mattinata lasciando ai corsisti la possibilità di andare a pranzo e recuperare prima delle attività del pomeriggio. Professoressa, a lei la parola. Io vi ringrazio moltissimo, intanto è stato molto utile anche per me ascoltare, purtroppo ho avuto un piccolo buco, ma ho ascoltato con molta attenzione gli interventi e devo dire che diciamo, le esperienze concrete che ho ascoltato sono utili anche per noi che facciamo fatica, come il corsista ha sottolineato, a tenere, diciamo, a tenere la barra delle trasformazioni pur in presenza di uno strumento che ci ha in qualche maniera aperto gli occhi rispetto ai temi del paesaggio e ci ha aiutato a comprendere il valore del paesaggio come strumento identitario, ma anche come strumento di promozione di un turismo diverso. Sì, è anche vero che diciamo, i governi regionali non sono tutti uguali e che può capitare che uno strumento venga interpretato in modo più stretto, più ampio e che quindi accadano queste cose. Noi abbiamo vissuto una golden age nella regione Puglia in un determinato decennio, adesso stiamo cercando, come sono passati 6 anni dalla fine di quella golden age, e non sempre ecco, le decisioni prese a livello di governo regionale e a livello di governi locali sono state coerenti con diciamo, con quella innovazione che si è prodotta in quel decennio. Fortunatamente la presenza di uno strumento e anche di strutture tecniche regionali robuste in grado di effettuare valutazioni diciamo, riescono a farci diciamo, proseguire in questo percorso di mutamento di paradigma nei confronti del territorio, percorso che però comprendete benissimo non è semplice e non è neanche lineare. L'auspicio è che si continui comunque. Davvero comunque grazie a tutti, è stato molto utile anche per me ascoltarli e anche rimettere un po' in ordine le idee per poterle raccontare in un contesto non regionale. Grazie davvero. Grazie mille a tutti, grazie mille professoressa. L'ingegnere Della Valle ci è scappato per un nanosecondo, saluto a tutti gli altri relatori. Ringrazio Daniele Capitani del Comune di Celga, ringrazio la dottoressa Madao del Comune di Alghero. Ovviamente queste sono delle pillole, ma sono importanti per tutti per poter aggiornare, come diceva la professoressa, e anche
sapere cosa tenere in considerazione per poter trasferire conoscenza e anche buone pratiche che vediamo quotidianamente di tante amministrazioni a livello italiano. Prima di lasciarvi a pranzo, invito i corsisti ovviamente alla solita ora, alla loro ora d'aria, e ci rivediamo tutti quanti alle ore 14.05 con le attività del pomeriggio. Ancora grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie davvero. Prossima occasione. Buon lavoro. Buon lavoro a tutti.